Buongiorno a tutti, possiamo iniziare. Benvenuti a questa giornata che abbiamo organizzato come Regione Veneto all'evento appunto Transizione in corso, giovani imprese in Veneto. Come sapete questo evento rientra in ambito delle giornate dell'industria UE che ogni anno la Commissione europea propone con appunto una rassegna di eventi, di dibattiti per insomma confrontarsi e riflettere su diverse tematiche. Oggi ovviamente parliamo di un tema molto importante, di due temi anzi molto importanti, dei giovani e delle imprese. Quest'anno sono tre tematiche: transizione verde e digitale, la resilienza e i giovani nell'industria. Noi abbiamo scelto appunto il tema giovani nell'industria e quindi oggi ci confronteremo con una serie di nostri ospiti, a partire dall'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, a cui cederò la parola fra poco, poi le conclusioni dell'assessore Elena Donazan, che è assessore alla formazione, istruzione e lavoro della Regione Veneto, e poi una serie di interessanti interventi che poi saranno presentati. Ringrazio insomma perché tutti, devo dire, hanno accolto subito con entusiasmo insomma la nostra proposta di intervenire oggi. Vi do soltanto alcune indicazioni tecniche, insomma, che poi ormai sono le solite, dopo 2 anni siamo tutti esperti, di tenere i microfoni spenti e anche le videocamere, siamo collegati in molti. L'evento è registrato, tutto quello che oggi presenteremo, slide, relazioni eccetera, a partire da domani saranno pubblicate nella pagina che abbiamo creato all'interno della nostra area, area politica economica e capitale umano, .regione.veneto.it. Bene, adesso passo la parola all'assessore Roberto Marcato per insomma la sua introduzione. Grazie. Sì, grazie dottor Romano. Buongiorno a tutti e davvero grazie per essere così numerosi qui oggi. Davvero è un numero impressionante di partecipanti. Io vi ruberò pochissimo tempo, ma volevo solo condividere con voi una riflessione. Allora, noi abbiamo, parlo del Veneto come sistema economico, noi abbiamo chiuso il 2021 con la crescita di PIL più alta d'Italia e contestualmente il tasso di occupazione più alto d'Italia. E tutto questo non è un caso, perché evidentemente qui c'è un sistema proprio veneto economico, sociale, che sa reagire alle crisi. L'abbiamo visto con le 3 fratture temporali più importanti che abbiamo avuto negli ultimi anni: l'11 settembre, la crisi dei subprime del 2008 e tutto quello che poi ne è conseguito, e la crisi dovuta al virus di questi 2 anni. Tutte e 3 crisi pandemiche che hanno coinvolto il mondo, e in tutte e 3 queste crisi la capacità di risposta di questa regione è stata superiore alla media ed è stata sempre molto, molto forte e robusta. E questo fa impressione se pensiamo che in realtà oltre il 95% delle imprese venete ha meno di 10 dipendenti, quindi stiamo parlando di un microcosmo imprenditoriale, di una frammentazione di impresa che non ha eguali forse al mondo. Perché dico questo a voi giovani? Perché troppo spesso io sento parlare di cervelli in fuga, ed è una affermazione che io non condivido assolutamente per 2 motivi. Il primo, perché non è vero che tutti quelli che vanno all'estero sono dei premi Nobel e quelli che rimangono qui a fare impresa, a lavorare, sono dei mediocri. E questo è un dato di fatto, perché poi se andiamo a vedere le migliaia di giovani che negli anni si sono mossi e andiamo a vedere quanti hanno avuto poi successo all'estero, la percentuale fa davvero riflettere. E poi perché se andiamo a vedere quali sono gli stati che attraggono i nostri giovani, spesso e volentieri sono paesi altamente competitivi, dove la cosiddetta meritocrazia la fa da padrone. E anche qui, altra parolina magica, meritocrazia, noi la usiamo sempre come se fosse
la panacea di tutti i mali, come questa sorta di totem a cui tutti ci guardiamo con venerazione. Ecco, anche qui attenzione, perché la meritocrazia, quella che a noi piace tanto, che è quella del sistema anglosassone, è una meritocrazia che premia solo il numero uno. Solo il numero uno, cioè chi arriva prima ha un futuro, chi arriva secondo è tagliato fuori. In America funziona così. La tanto decantata America, dove i nostri ricercatori vanno lì e diventano tutti miliardari, è fatta così. Probabilmente quel ricercatore che ha avuto successo in America l'avrebbe avuto anche qui. In America o nei sistemi cosiddetti evoluti non c'è spazio per i secondi, c'è spazio solo per i primi. Qui invece, in Veneto, c'è un sistema di imprese di welfare dove anche il terzo tu lo puoi trovare fra 10, 15, 20 anni, che ha un'impresa con 40 dipendenti e una macchina che può costare 100.000 euro. Non ne faccio una questione di reddito, non mi interessa. Io ne faccio sempre una questione di opportunità. Questa è una terra dove si riesce a contemplare una grande capacità di fare impresa, perché guardate che le nostre aziende, pur essendo piccolissime, hanno un tasso di innovazione e di ricerca mostruoso, una grande capacità di fare impresa, con un'attenzione sociale che forse non è uguale anche qui al mondo. E questa compenetrazione fa della nostra regione la terra delle opportunità. Io di questo sono assolutamente convinto e lo voglio condividere con voi. Dopodiché sono altrettanto convinto che andare nel mondo oggi sia una precondizione necessaria. Cioè fare un'esperienza all'estero, soffrire anche all'estero, doversi riadattare in sistemi diversi dai nostri, doversi customizzare per un periodo in un ambito che non è il nostro. Questa è una precondizione necessaria perché mette in moto tutta una serie di endorfine mentali che saranno utilissime poi per il futuro. Però attenzione a questa mitologia del mondo fuori, perché non è così. Ma quando mi dicono, parlavo con un mio amico e ha questo figlio, bravissimo ragazzo in gamba, e dice, cioè, in Cina mi hanno offerto un posto che qui me lo sogno. Sì, ti sogni anche il sistema che c'è qua però, perché attenzione, la Cina non è esattamente il paese più democratico al mondo, ecco, forse lo sapete anche, la Cina non è proprio questo Bengodi dove tutti stanno bene, non è proprio così attenta all'ambiente, visto che parliamo di transizione anche ecologica, ecco, sono tutte dinamiche a volte perverse. Ecco, per questo io con voi voglio condividere questa passione che io ho per questa terra, perché questa è la terra delle opportunità, dove la meritocrazia non significa uccidere i secondi o i terzi, ma significa dare opportunità. Io alle medie avevo dei ragazzi che avevano ripetuto credo 2 o 3 volte le medie, insomma, per ripetere le medie anche voi veramente tutta, e io li ho ritrovati oggi e sono persone che fanno PIL e i loro figli sono laureati e sono entrati in azienda. Quindi queste persone io difficilmente credo che a Londra avrebbero avuto questa possibilità. E poi, qui mi taccio, sì, insomma, cari ragazzi, andare a Londra perché lì è molto cool e fa figo andare a Londra per fare il cameriere o il lavapiatti e condividere un appartamento di 30 metri quadri con altri 10 disperati. Boh, sì, per carità, può essere un'esperienza, ma non ditemi che questo è lavoro. Questo non è lavoro. Questo è sminuire quello che noi possiamo dare. Questo è sminuire chi si laurea nelle nostre università, che sono fra le migliori al mondo. Questo non è lavoro. Lavoro è innanzitutto dignità. Ecco, questa credo sia la terra che può darci questo. Ecco, volevo solo condividere con voi questo pensiero, anche perché siamo di fronte a 2 elementi positivi, al netto dell'aumento sul tema energetico che sta massacrando la nostra economia e le nostre famiglie. Al netto di questo siamo di fronte comunque a una ripresa e siamo di fronte a questa opportunità del PNRR che ci vedrà protagonisti, e non è che vedrà chissà chi protagonisti, vedrà protagonisti voi, sarete voi a declinare sul territorio
questa quantità abnorme di risorse che investiranno davvero parecchi euro su ambiente, energia, innovazione, ricerca. Ecco, sarete voi, quindi insomma, credo che non ci siano posti al mondo dove è meglio stare se non qui. Davvero grazie per l'attenzione, un grosso in bocca al lupo a tutti voi. All'assessore Marcato, che mi soffermo solo su una cosa che condivido pienamente, veramente un bellissimo messaggio di dare opportunità non solo di lavoro ma di vita, di inclusione, insomma, ed è quello che noi come regione, come assessorato, come struttura tecnica cerchiamo, insomma, di fare tutti i giorni con molti di voi che poi siete i nostri partner, operatori, enti pubblici e enti privati. Allora, io ho moltissime cose da dire che cercherò di fare veramente velocemente per non lasciare spazio poi agli interventi successivi, quindi abbiamo già inquadrato il tema. Facciamo un focus brevissimo sulla programmazione delle politiche di coesione 21-27, un po' giovani e imprese, come sono ricomprese. Recentemente il Consiglio regionale, pochissimi giorni fa, ha approvato le proposte di programmi, abbiamo più risorse. Se andiamo sulle slide successive, per cortesia, abbiamo 2 miliardi e 62 milioni complessivamente, suddivisi sui due programmi del Fondo Sociale e del FES in maniera uguale. Come vedete, le risorse dedicate direttamente o indirettamente ai giovani sono molte, e sono le risorse relativamente al Fondo Sociale Plus, che riguardano l'istruzione e la formazione, che riguardano l'occupazione. Come vedete stiamo parlando di circa, insomma, 500 milioni di euro nei prossimi anni. E poi la priorità numero uno, la priorità più importante sia in termini economici che in termini di risorse, che riguarda appunto l'Europa più competitiva e intelligente. Qui ovviamente dentro c'è tutto il tema dei giovani e delle imprese. E nella slide successiva vedete un po' quali sono le principali sfide che riguardano il programma del Fondo Sociale. Ci sono quattro filoni, 4 priorità, che sono l'occupazione, la formazione, l'istruzione, l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile. Voglio sottolineare il fatto che la Giunta regionale per la prima volta ha approvato insieme e ha fatto proprio materialmente insieme i due programmi. Questo perché ovviamente il territorio sempre di più chiede di avere un sistema unitario, non interessa granché da dove arrivano i fondi, da quale programma, sono nazionali, comunitari. Quello che ci chiedono i nostri giovani, le nostre imprese, è di avere delle risposte ai loro bisogni, quindi questo voglio sottolinearlo. E qui i filoni di intervento sono molti. Ovviamente c'è un tema che riguarda l'occupazione giovanile, che è fondamentale. Voglio sottolineare anche le risorse maggiori di molto, che riguardano il tema dell'inclusione sociale, di cui ha parlato prima, insomma, anche l'assessore Marcato. Alcuni concetti chiavi e un altro punto qualificante del programma riguarda il tema dell'occupazione femminile. L'occupazione femminile non vuol dire soltanto quante donne occupate abbiamo, ma significa anche se abbiamo le stesse opportunità, se abbiamo gli stessi stipendi, se abbiamo le stesse possibilità di carriera. Sappiamo che non è così, e quindi il programma del Fondo Sociale ha triplicato in valore assoluto le risorse, le ha raddoppiate, vedete nella slide in percentuale, ma in realtà triplicano a livello di valore assoluto. Così come sottolineo il tema che nel programma del Veneto è sempre importante, che riguarda l'aggiornamento dei lavoratori, l'aggiornamento degli imprenditori, che è un tema fondamentale per la competitività. Alcuni elementi di continuità, e poi vedremo discontinuità della proposta del programma del FESR. Il tema dell'innovazione intelligente, della transizione 4.0, su cui abbiamo già investito molto, dell'accesso al credito, il rafforzamento dei processi di digitalizzazione delle imprese cittadine della PA, che è un tema che sappiamo ha moltissime risorse anche all'interno del PNRR. Aumenta l'impegno relativamente a tutto il tema, diciamo, dell'ambiente, la decarbonizzazione, la riduzione dell'inquinamento. E poi continua l'impegno della Regione Veneto riguardo agli strumenti delle strategie territoriali, quindi
aree urbane e aree interne, per ovviamente colmare le differenze che ancora in alcune parti del territorio veneto ci sono, rispetto, in particolare parlo rispetto alle aree interne. Alcuni elementi di novità del programma del FESR, appunto il tema della digitalizzazione delle infrastrutture ICT, un tema molto importante che riguarda l'attrazione degli investimenti. Nel programma ci sono risorse importanti per l'attrazione degli investimenti in Veneto, il tema ormai stranoto della zona logistica semplificata che coinvolge il Porto di Venezia e il Polesine, la valorizzazione dei siti UNESCO e poi ovviamente il tema noto dell'economia circolare e dell'energia da fonti rinnovabili, che insomma è un tema che già era prioritario, ma direi che in questo periodo purtroppo lo è ancora di più. Qua in questa slide c'è un po' lo sguardo delle varie cose che facciamo come regione, partendo dall'orientamento al sistema di istruzione e formazione professionale e degli ITS Academy, che sono un'eccellenza nel nostro territorio, il programma Garanzia Giovani, e poi ci soffermeremo brevemente, che poi adesso confluirà all'interno del programma del Fondo Sociale Plus, il tema degli assegni di ricerca, quindi di dare maggiori opportunità di ricerca ai nostri giovani, ovviamente parliamo poi di ricerca applicata, il tema delle reti innovative regionali, uno strumento di successo che favorisce la possibilità per le piccole imprese di accedere effettivamente alla ricerca, cosa che altrimenti sarebbe non facile in un contesto come il Veneto, in cui sapete ci sono oltre il 90% di microimprese, e poi gli interventi che facciamo sulle piccole e medie imprese giovanili, in questo caso con fondi regionali, quindi nuove imprese, nuovi investimenti. In materia di orientamento abbiamo uno strumento che funziona bene, che si chiama Orientati o Orientati, è un doppio, insomma si può leggere in entrambi i modi, 17 reti regionali, come vedete tantissimi partner di progetto, 775, e 40.000 destinatari, e in questi anni insomma la Giunta regionale ha messo molte risorse su questo sistema, circa 5 milioni di euro, perché ovviamente sappiamo quanto sia importante fare le scelte giuste nel momento giusto. Ovviamente ogni scelta sbagliata poi ha un costo sia in termini sociali che in termini economici. Abbiamo un canale web, appunto il portale Orientati, che è strutturato in maniera molto semplice: cosa vuoi fare da grande, conosci il mercato del lavoro, e poi appunto esperienze di orientamento ed eventi, insomma interessante, si consulta in maniera veramente molto, molto semplice. Allora, la formazione, Sistema Veneto grazie a un sistema delle nostre scuole di formazione, ha un tasso di dispersione, come sapete, molto basso, il più basso d'Italia, insomma, insieme alla provincia di Trento. Circa 20.000 ragazzi e ragazze ogni anno frequentano i nostri percorsi che sono costruiti insieme al mondo imprenditoriale, quindi ovviamente sono tarati su quello che poi viene chiesto dalle imprese quando ovviamente devono assumere dei giovani, e quindi un sistema che funziona molto bene. Un sistema più recente che riguarda gli ITS, però in grandissima crescita in termini di numeri, ovviamente con numeri che prevediamo di raddoppiare complessivamente. Come vedete abbiamo in questo momento in Veneto 8 fondazioni ITS, un investimento in questi anni di circa oltre 27 milioni di euro, 3.800 diplomati. Come sapete anche a livello nazionale c'è finalmente un obiettivo che noi abbiamo da tempo, che è quello di incrementare l'istruzione terziaria, ed è per questo insomma che la Regione ha sempre investito molte risorse. È uno strumento che dà tassi di occupazione agli esiti dei percorsi che sono elevatissimi. Poi il tema del sostegno ai giovani, l'inserimento nel mercato del lavoro. Qui abbiamo moltissime iniziative su cui non mi soffermo, se non per ricordare appunto il tema anche qui della ricerca, del fellowship e visiting, quindi di favorire il fatto che i nostri giovani vadano a fare esperienze all'estero. Poi ovviamente l'obiettivo di avere una circolarità, quindi i nostri giovani vanno all'estero, ma ovviamente poi l'obiettivo che possano
trovare nel nostro territorio le opportunità che consentono loro di esprimersi e consentono a noi ovviamente di non disperdere i nostri giovani, i nostri migliori giovani in altri contesti senza avere la possibilità di rientrare. Abbiamo poi fatto in questi anni molti interventi per le persone insomma, che sono più in difficoltà, che sono più difficilmente occupabili, e qui è richiamato uno strumento che ormai è molto noto che si chiama ICT, Azioni Integrate di Coesione Territoriale, è destinato appunto a persone diciamo, più svantaggiate in condizioni di fragilità. Questi interventi sono interventi che riproporremo anche con la prossima programmazione del Fondo Sociale. E riguardo ai giovani, parlavo prima di Garanzia Giovani, un programma che adesso diciamo, confluirà all'interno del Fondo Sociale, però giusto 2 numeri per ricordare il lavoro che noi e voi, molti operatori collegati, abbiamo fatto in questi anni, numeri veramente rilevanti, 171.892 giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto e 108.000 e qualcosa giovani che hanno trovato lavoro dopo l'adesione, quindi numeri veramente importanti con diversi strumenti che erano previsti, di varie tipologie di misure previste dal programma Garanzia Giovani. Questi sono i giovani previsti che abbiamo coinvolto nella programmazione del Fondo Sociale 14-20, circa 150.000 giovani coinvolti. Torniamo al tema delle reti innovative regionali. Questo è uno strumento che continuerà. Vedete sostanzialmente in questo momento abbiamo 21 reti innovative regionali, le vedete suddivise sostanzialmente in diversi blocchi. L'ultima rete innovativa regionale è nata ovviamente in un ambito molto attuale, molto importante, che è quello del biomedicale, quindi anche con tempestività la Regione è riuscita a dare risposta a un fabbisogno molto concreto. Questo strumento consente appunto, ripeto, un sistema quale quello veneto, in cui altrimenti solo le grandi imprese, ce ne sono pochissime, o le medie, e anche qui non ce ne sono molte di fare ricerche. In realtà questo consente di avere aziende che si mettono in rete, che possono sfruttare ovviamente la capacità di ricerca delle nostre università, dei nostri centri di ricerca. Abbiamo poi strumenti di sostegno delle imprese giovanili, delle imprese anche femminili. Questo lo facciamo con risorse regionali, peraltro adesso, come sapete, insomma, all'interno del PNRR ci saranno risorse molto importanti, in particolare per quanto riguarda l'imprenditoria femminile. E ricordo un'altra iniziativa a cui la Regione Veneto ha partecipato, che si chiama Pact for Skills, che riguarda appunto individuare quali saranno le competenze necessarie in diversi settori dell'economia per poter prosperare in una società più verde e digitale. E qui appunto la Regione Veneto nel corso del 2021, quindi l'anno scorso, ha aderito a questa sperimentazione, insomma, che coinvolge anche altri territori a livello comunitario. Abbiamo anche altri strumenti per informare delle opportunità i giovani, e abbiamo fatto gli Opportunity Day, abbiamo fatto gli Eperi Focus, quindi degli strumenti anche innovativi e fatti in maniera diversa, forse come non ci si aspetterebbe da una pubblica amministrazione, per favorire l'incontro tra giovani e aziende. Spesso leggiamo che ci sono aziende che non riescono a trovare persone da occupare, poi magari abbiamo giovani o anche meno giovani che non riescono a trovare lavoro, quindi questi strumenti che funzionano, come vedete abbiamo coinvolto oltre 1000 giovani under 35 e 250 aziende in questi incontri. Poi uno strumento che diciamo è uno strumento di orientamento che dura 3 giorni, ma che in realtà il nostro obiettivo è quello di farlo diventare, diciamo, che duri tutto l'anno, di far diventare Job 365, quindi tutte le giornate dell'anno. Come vedete, un evento che coinvolge insomma circa 65.000 giovani. Abbiamo poi abbiamo analizzato anche proprio all'interno di Job Orienta, ve lo faccio vedere al volo, che cosa hanno votato i giovani rispetto allo strumento più utile per inserirsi nel mondo del lavoro.
e vedete al primo posto comunque rimane il tirocinio, poi sono ritenuti utili anche gli incentivi e l'orientamento, e poi man mano la formazione, corsi in lingua, l'accompagnamento, gli incontri aziendali, la formazione digitale e il supporto per l'avvio di imprese. E poi ricordo che il nostro ente strumentale Veneto Lavoro, e poi interverrà anche il direttore, all'interno di Click Lavoro Veneto dà tutta una serie di informazioni, di strumentazioni, che quindi è il portale unico, insomma, di accesso per quanto riguarda il lavoro, la formazione e l'istruzione. Bene, ho concluso, sono andato un po' veloce, ma insomma facciamo veramente tantissime cose e sintetizzarle non è facile. Allora, adesso dopo di me interverrà e ringrazio Luca De Rosa, che è cofondatore del Movimento Etico Digitale, e poi dopo l'intervento di Luca prenderà la parola Michaela Faggiani, che è giornalista ma insomma esperta, più che giornalista esperta di queste tematiche, che poi introdurrà tutte le testimonianze di giovani imprese e poi interventi dei nostri insomma 3 super esperti, Roberto Crossa, segretario generale di Unoncamere, Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo SPA, e Tiziano Borrone, direttore di Veneto Lavoro. Bene, grazie a tutti, insomma buona mattinata. Eccoci qua, grazie Sandro, grazie dell'introduzione, grazie anche a Regione Veneto per averci invitato in questa occasione molto molto importante. Sarò breve, vi presenterò quello che oggi è Social Warning, la nostra associazione no profit che si occupa appunto di aiutare i giovani a capire e entrare in modo adeguato nel mondo digitale. Allora, noi siamo partiti come sempre da un problema molto, molto importante, ossia che in Italia i giovani, più del 79% dei ragazzi, trascorrono più di 4 ore al giorno sui social, ed è un tempo altissimo, veramente altissimo. E il 52% dei ragazzi ha anche tentato di ridurre il tempo trascorso online, ma senza riuscirci. Allora, da qua nasce l'esigenza di trovare anche un'opportunità, abbiamo parlato di opportunità prima, un'opportunità grazie a quello che può essere il digitale. E qua subentriamo noi di Social Warning, e quindi la nostra mission, il nostro obiettivo, usiamo l'italiano che è molto più bello, è quello appunto di andare a informare i giovani, e non solo, anche adulti, perché sapete benissimo che anche gli adulti hanno bisogno di formazione nel mondo digitale, per renderli consapevoli di quello che è il valore del digitale, di come può essere necessaria veramente un'educazione, di come può aiutarci nella vita di tutti i giorni, sul mondo del lavoro, nella scuola, tra gli amici, e capire quelli che possono essere i rischi e le opportunità, ma soprattutto le opportunità. Noi cerchiamo di concentrarci molto su quello che possono essere le opportunità per questi giovani, e naturalmente poi parlando anche dei rischi, perché naturalmente stando online ci sono dei relativi rischi. La nostra rete, il Movimento Etico Digitale, è composto da un gruppo di oltre 200 persone, esperti al digitale. Cosa significa esperti? Che lavorano tutto il giorno col digitale, che quindi possono appunto raccontare del digitale. Lungi da me pensare che magari un medico, se fa medico, insomma sapete benissimo, non è che possa parlare di digitale, ma perché non anche prendere, nel nostro caso, dei medici per fare dei percorsi, perché comunque noi cerchiamo di collaborare anche con altre figure, oltre che diciamo professionisti nel mondo digitale, affinché riusciamo a completare, diciamo, un percorso che sia con le scuole, che sia con i genitori, che sia con i ragazzi, cercare di andare a 360 gradi. E quello che vogliamo trasmettere appunto è che il digitale è un'opportunità oggi per i ragazzi, per i cittadini, per le pubbliche amministrazioni, per chiunque, lo saprete assolutamente meglio di me questa cosa qua. Quindi, per sintetizzare, cos'è Social Warning? Social Warning però è un progetto del Movimento Etico Digitale. Il Movimento Etico Digitale è una cosa un po' più grande, il Movimento Etico Digitale comprende più progetti al suo interno, ed è un movimento creato appunto per cercare di integrare progetti che si
focalizzano, diciamo, principalmente sul mondo digitale, sulla digitalizzazione e andarli a raccontare in tutta Italia, perché come vi ho detto prima siamo circa in 200 in tutta Italia, capite bene che è una rete molto molto importante. Anche durante il Covid abbiamo fatto tantissimo, siamo passati naturalmente anche noi in formazione online, per quanto comunque ci piazza a lavorare in presenza, e anche oggi un po' mi dispiace vedere tutte queste schermate. Io sono uno che lavora col digitale, ma credetemi, preferisco essere in presenza e vedervi in faccia e negli occhi. C'è stata l'occasione, anche sempre grazie a Regione Veneto, a Job Orienta, di effettuare degli interventi con i ragazzi in presenza, e sicuramente ha tutto un altro appeal, diciamo. Ecco. Però comunque noi abbiamo continuato, scusatemi, a fare formazione, nonostante che con tutti i problemi che sono subentrati, e sicuramente in un momento come questo che abbiamo passato è stato importantissimo continuare a fare formazione, perché bene o male, purtroppo, c'è da dire purtroppo, siamo stati tutti più connessi, tutti più online, e quindi era un momento in cui la formazione, ed è un momento in cui la formazione è importante rispetto a queste tematiche qua. Noi ci concentriamo più che altro sulle scuole, sui ragazzi, quindi nelle scuole del primo e secondo grado, e anche università talvolta, e talvolta appunto anche genitori, anche docenti, perché anche i docenti hanno spesso bisogno di avere una strada, più che una formazione hanno bisogno di avere una strada da seguire. Naturalmente però la nostra fetta più importante è quella che si mette sui giovani. Vi racconto giusto due numeri, perché bisogna raccontare anche i numeri. Ad oggi, in 3 anni circa di attività del movimento, 3 anni e mezzo, quasi 4, anzi dai, abbiamo raggiunto quasi 60.000 ragazzi, se non di più, perché questa presentazione è di un po' di mesi fa, quindi abbiamo raggiunto veramente anche 70.000 ragazzi. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto una richiesta altissima di formazioni, per cui abbiamo sicuramente raggiunto i 70.000 ragazzi, 15.000 genitori, e appunto finalmente nel 2021 abbiamo raggiunto la quota di 200 formatori in tutta Italia, che è importantissimo, perché ci permette di essere, diciamo, abbastanza capillari su tutto il territorio italiano. Nel Veneto, mi concentro un attimo sul Veneto, siamo praticamente in tantissimi, perché il movimento etico digitale è nato in Veneto, è nato a Vicenza, nella provincia di Vicenza, e quindi da lì, diciamo, ha avuto tutte le sue ramificazioni. Quindi il Veneto per noi è stato la regione madre che ci ha permesso di iniziare a fare questa attività in tutta Italia poi, ecco. Chi ha parlato di noi, se cercate di noi, naturalmente trovate chiunque, mi sento di dire chiunque, per fortuna chiunque, perché è un tema molto importante su cui per fortuna ci hanno dato ascolto in tanti, e di questo ne siamo contentissimi. Oggi ne è la riprova, insomma, che la Regione Veneto ci dia uno spazio per raccontare tutto ciò. L'obiettivo, il nostro sogno, qual è? Qual è il sogno nostro? È come tutte le associazioni, come un po' tutti, abbiamo dei sogni. Il nostro sogno è quello di portare l'educazione civica digitale serena e consapevole in tutte le scuole italiane. Con la nuova riforma, che c'è anche l'educazione civica, questo è già stato fatto un passo in avanti, un piccolo passo in avanti. Quello che vogliamo, e sta pian piano succedendo appunto con l'educazione civica, è che molti docenti ci stanno contattando per andare a testimoniare nelle ore di educazione civica e raccontare quello che è il digitale. Quindi in un modo o nell'altro il nostro sogno pian piano si sta realizzando. Non sarà immediato, ci vorranno degli anni, ne siamo più che consapevoli, però vuol dire che è già stato fatto qualcosa per raggiungere questo obiettivo. Per capire qualcosa di più di noi, per contattarci, se volete un intervento, se volete parlare con noi, anche solo per uno scambio di idee, potete andare sul nostro sito web, che è socialwarning.it. Presto sarà attivo anche un altro sito, che è quello del movimento, dove ci saranno tutti i progetti il quale il movimento ha inglobato, ma comunque lo troverete su Social Warning.
ci trovate su tutti i social, è inutile dirlo, parliamo di social, ci trovate su tutti i social, anche su LinkedIn, per cui se avete piacere di sapere qualcosa di più su di noi, se avete piacere di contattarci, posso anche dirvi un'email, se volete, che è segreteria@socialwarning.it, se avete piacere di contattarci. Da lì poi, insomma, o parlate con me o parlate con qualche altro ragazzo. La cosa che mi sento di dire è importante, che voglio trasmettere, è che la digitalizzazione, il voler raccontare la digitalizzazione, fare dei passi in avanti, vedo che dalla nostra associazione, perché siamo tutti volontari in un modo o nell'altro, la volontà c'è e i giovani soprattutto hanno voglia di raccontare. Abbiamo sempre più persone giovani che vogliono entrare nel movimento e raccontare appunto tutto ciò che è il mondo digitale, e di questo ne siamo più che felici. Non vi rubo il tuo tempo, so che sarà una mattinata intensa. Io vi ringrazio molto, ringrazio di nuovo la Regione Veneto, ringrazio Arianna, ringrazio Federica per averci invitato, e vi auguro una buona giornata e alla prossima, spero di rivedervi da qualche parte. Insomma. Buona giornata. Grazie Luca, prendo la parola io, anche perché conosco bene il movimento, grazie a chi mi ha preceduto. Entriamo quindi nel vivo, nel senso che adesso abbiamo visto quali sono tutte le opportunità e vogliamo entrare proprio nel vivo di chi è stato finanziato, aiutato, è partito e ha un progetto in mano o magari appena iniziato. Lo facciamo subito con la prima, con una donna, che è Sofia Celadon. Sofia Celadon ha partecipato al bando Giovani Startup, Nuove Idee per le Imprese, Garanzia Giovani. Sofia Celadon è una scrittrice professionista, quindi mi fa piacere, essendo io una giornalista, perché ho letto poi anche nel sito che fa la ghost, fa copy, e quello che era un suo hobby è diventato un lavoro. E in questo video, e poi la sentiamo appunto, ci racconta la sua esperienza. Non so se posso riprendere la parola perché in realtà non si sente il video, confermatemi che non si sente. Non si sente. Si sente? Non si sente, no. No, infatti mi sono permessa di interromperli perché non si sente il video. Perché se non si sente è inutile, saltiamolo. Riusciamo a ripristinarlo o volete che lo riprendiamo dopo, andiamo avanti con la scaletta? Fatemi sapere. Altrimenti andiamo avanti, Michela, poi lo riprendiamo se funziona dopo, grazie. Perfetto, allora io passo e intanto vediamo se riusciamo a sentire. Adesso abbiamo comunque un'altra videotestimonianza. La videotestimonianza è quella in particolare di Vittorio Ludovico Viero e racconta la sua esperienza in merito al ITS Academy Meccatronico Veneto. Lui si è diplomato,
dopo questo diploma, lui ha creato, è imprenditore dell'azienda Talos Innovazioni. Si è diplomato nel 2020, ha fatto tesoro di ogni step di tutto quello che ha imparato e poi anche attraverso il tirocinio con il supporto dell'azienda, con il tirocinio dove lo ha fatto, appunto ha avuto il supporto dell'azienda, ha creato una sua azienda che appunto è Talos Innovazioni. È uno spin-off, lavora per il settore della concia, ma non solo, ha messo a punto un sistema di programmazione, creazione e fornitura di schede funzionali e raccolta di dati del processo produttivo. È molto soddisfatto e oggi con l'azienda che l'ha visto tirocinante un altro gruppo di aziende, soprattutto in Toscana, seguono un significativo panel di aziende dell'area concia. Lo ascoltiamo, vediamo se funziona. Vediamo se adesso funziona. Vittorio Ludovico Viero di Vicenza. Non riusciamo a sentire neanche lui, non so se ci potete aiutare in questo. Come sempre è la legge di Murphy che non funziona, ha funzionato fino adesso e non funziona. No, non riusciamo a sentirlo. Voi lo avete sentito? Sono solo io che non lo sento? No. Allora, vediamo un attimo se si può fare qualcosa. Andiamo avanti con il terzo, vediamo se... Datemi dei cenni. Vediamo un attimo, se no proviamo a sentire il terzo che dovrebbe collegarsi con noi, se non sbaglio. Possiamo provare così? Non si riesce, mi dicono che non si riesce con l'audio, vediamo qual è il problema, però io ho paura che non riusciamo nemmeno con l'ospite collegato a questo punto. O se è già collegato il professor Maurizio Busacca? No. No, stiamo facendo le prove tecniche, ma mi sembra che non funzioni. Potremmo fare una controprova, chi è collegato magari è al video, potrebbe far partire il video e farcelo sentire, non lo so, anche con il cellulare, è un'idea all'ultimo minuto. Niente, allora facciamo così, stravolgiamo la scaletta e ci colleghiamo a questo punto, vediamo se poi riescono appunto a mostrarci video, ci colleghiamo con Antonella Candiotto, che è presidente della rete innovativa regionale Improvnet ICT for Smart Manufacturing e amministratore delegato di Galdi SRL, una delle aziende promotrici della rete, e dovrebbe essere con noi. E successivamente Pier Mattia Vesani, CEO e co-founder di Ukido. Però prima sentiamo Antonella Candiotto, dovrebbe essere collegata con noi già, Antonella. Buongiorno a tutti, mi sentite? Mi scusa se abbiamo anticipato i tempi, ma no, niente. Intanto i nostri tecnici cercano di risolvere appunto la situazione. Allora, mi vedete? Parliamo della rete, esatto, una rete di 50 aziende e 4 atenei, universitari veneti e altri enti di ricerca. La rete affronta la sfida di aumentare la penetrazione delle nuove tecnologie digitali 4.0 nel tessuto industriale regionale per permettere alle aziende di essere più competitive e reattive alle necessità naturalmente del mercato. Quindi Antonella, lascio a lei la parola per spiegare la rete. Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. Improvnet è una rete innovativa regionale ed è una rete che ha come obiettivo quello proprio di favorire l'introduzione delle tecnologie ICT, le tecnologie informatiche, nella manifattura veneta. Quindi è un ecosistema, come accennava lei, Michela, che include le università, include aziende manifatturiere come ad esempio Galdi o come altre aziende sia di grandi dimensioni che PMI, centri di ricerca e aziende manifatturiere o fornitrici comunque di tecnologie e di servizi avanzati.
L'obiettivo è quello di sviluppare ricerca e innovazione attraverso dei progetti che vengono finanziati anche dalla Regione Veneto, nell'ottica di sostenere la crescita, la competitività delle imprese. E quindi con il concetto, nell'ottica proprio dell'open innovation, si condividono questi progetti di ricerca tra più imprese, di sviluppo di nuove tecnologie, e poi si applicano in contesti diversi. Quindi un'azienda magari li applica in un campo, in un settore, e in un prodotto un'altra azienda li può applicare magari in un processo, in un sistema, senza farsi concorrenza, tra virgolette, tra di loro. Quindi è un contesto molto aperto e molto positivo, all'interno del quale si cresce, si fa esperienza e si condividono gli sviluppi appunto di queste tecnologie che si ispirano a Industria 4.0. L'ultimo progetto in corso, che si chiama Virtuem, che è partito nel 2020, ha come obiettivo quello di utilizzare degli strumenti di virtualizzazione. E avrete sicuramente sentito parlare di digital twin, di gemello digitale, e l'obiettivo è quello proprio di riuscire a sviluppare dei prodotti, dei processi, dei sistemi che sono più efficienti, e sono più efficienti perché utilizzano delle tecnologie IoT, utilizzano il cloud per creare questo gemello digitale che ne simula il comportamento e attraverso il quale si riesce a raccogliere esperienza nell'ottica proprio di fare efficienza, di efficientare, di ridurre gli sprechi e di ridurre anche l'impatto ambientale dei prodotti e dei processi, perché la trasformazione digitale, quindi l'introduzione di queste tecnologie ICT, hanno come obiettivo proprio quello di ridurre l'impatto dei prodotti e dei processi e di valorizzare invece il contributo della creatività umana. Grazie a Virtuem ci sono proprio queste aziende che partecipano e che quindi hanno l'obiettivo di beneficiare, di sviluppare e di utilizzare questa tecnologia. Ed è una grande opportunità per i giovani, visto che oggi si parla di giovani, perché i nativi digitali hanno proprio queste competenze, anche ad esempio il concetto di pay per use, e quindi di trasformazione di un prodotto da fisico a virtuale, sono tutti concetti che conoscono molto bene, proprio perché sono nativi digitali. E quindi è necessario il loro supporto, il loro aiuto, e ci attendiamo di avere presto all'interno della rete delle nuove aziende create da giovani, nell'ottica proprio di creare nuovi vantaggi competitivi, non solo per le imprese, ma per tutti, soprattutto per le persone e per noi cittadini. Grazie mille Antonella per questa presentazione, ce l'auguriamo veramente tutti, e diciamo anche questo incontro serve proprio a questo, anche a far vedere quali sono le possibilità. E allora noi andiamo avanti con la scaletta, comunque tutti i video adesso speriamo di ripristinarli, poi saranno pubblicati sul sito web dell'evento che citava prima il dottor Romano, già a partire da oggi se non domani. Io l'ho anticipato. Adesso sentiamo Pier Mattia Avesani, CEO di Ukido, che tra l'altro conosco. Pier Mattia, ci sei? Michaela. Eccoti qua, benissimo. Allora ti presento, CEO e co-founder di Ukido, impresa B2B operante nel settore ICT e delle new technologies, all'avanguardia nell'impiegare tutte le tecnologie disponibili sul mercato, aumentarne di nuove per creare delle soluzioni di engagement semplici e efficaci. L'impresa è partner della rete innovativa che abbiamo appena sentito e sta contribuendo all'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo denominato, dimmi se lo dico bene, Virtue-EM, in inglese lo diciamo? Perfetto. Sì. È una virtualizzazione e remotizzazione per una manifattura efficiente e resiliente. Con questo progetto sono stati sviluppati strumenti di virtualizzazione di processi, sistemi e risorse, di remotizzazione delle operazioni. Pier Mattia, lascio a te un po' la spiegazione anche del perché poi siete all'interno della rete e come operate all'interno della rete. Volentieri, grazie mille, sarò velocissimo. Intanto mi sono piaciuti alcuni degli spunti dell'assessore Marcato su questi cervelli in fuga. Anch'io ho la mia opinione, ma non è il tema, però più che i cervelli in fuga mi interessa i cervelli che attraiamo. In effetti in Ukido abbiamo attratto persone da tutta Italia a Padova, e
e a Milano, ma anche da tutta Europa, e per dire il nostro design director si è trasferito con tutta la sua famiglia a 55 anni da San Francisco a Padova, perché coglie le opportunità che l'Italia e anche, voglio dire, lo stile di vita che l'Italia consente di avere. Quindi confermo che se lavori bene e ci tieni alle persone, in Italia possiamo fare grandi cose. In questo momento abbiamo raggiunto un momento che mi piace definire cambriano, un po' come quello che è successo con i microrganismi 540 milioni di anni fa, cioè è un momento di svolta. I computer e i software sono in ogni tasca, in ogni polso, in ogni orecchio, sono nello spazio. I software sono arrivati su Marte prima di noi, per dire. Là abbiamo dei robottini che automaticamente stanno sondando il terreno. Quindi sono dappertutto e sono i nostri strumenti. E stanno cambiando, cioè se la vita è quello che fai, quello che crei con le persone che incontri, i software ci permettono di creare, di incontrarci come oggi, quindi stanno proprio plasmando le nostre vite e sono a me piace vederli proprio come un'orchestra, cioè una serie di strumenti che però poi devono suonare la musica giusta. Noi dobbiamo comporre la sinfonia perfetta. In Ukido progettiamo e realizziamo strumenti digitali ad hoc e appunto nell'ambito di Virtuem e quindi della rete ImproveNet abbiamo avuto l'opportunità di creare per aziende del nostro territorio di enorme valore software, digital twin, esperienze di realtà virtuali. E devo dire che è stato un buon modo per sperimentare. Perché dico sperimentare? Perché da un lato ci troviamo di fronte all'opportunità della digitalizzazione, dall'altro lato la nostra cultura digitale è molto arretrata e per cultura digitale parlo proprio di, non so, anche di feeling, cioè gli imprenditori e i manager con cui parliamo noi, che sono i nostri clienti, non sono abituati a comprare digitale nel modo giusto, cioè è come se noi, adesso faccio un esempio un po' forse azzardato, però è per passare il concetto, è come se noi fino ad oggi avessimo usato i cavalli e i carri e fossimo in questo momento dentro a una concessionaria di Tesla. Io posso anche, ho i soldi, posso comprare la Tesla, ma non ho veramente capito cosa ricercare nella Tesla. Cerco la velocità o cerco il sedile comodo perché nel mio carro con i cavalli magari la panca di legno mi dà fastidio tutto il giorno. Quindi se non so cosa comprare della Tesla, io posso comprarla, ma se poi la uso nel campo dove usavo il carro, un po' mi disilluderò del vantaggio delle auto elettriche, no? Perché la sto usando nel modo sbagliato, ho comprato lo strumento sbagliato. Quindi ecco, in questo senso ci manca la cultura digitale e quindi evolviamo e usiamo questi strumenti in modo un po' più lento di come invece in realtà potremmo. E per evolvere questa cultura digitale sarebbe bello dire affidiamoci a degli esperti, ma in realtà devo dirvi che la tecnologia evolve in modo così veloce che è difficile che esistano degli esperti, è difficile che esistano dei guru, e ve lo dico dopo 12 anni di esperienze in una software house dove abbiamo creato centinaia di software per aziende piccole, medie, grandi o enormi. Non esistono esperti perché ogni business, ogni mercato, ogni industry ha le proprie esigenze, i propri vincoli, le proprie dinamiche, e quindi l'unico modo per evolvere e ampliare la nostra cultura digitale è quella di lanciare esperimenti, e che è un po' anche il limite dei manager dell'innovazione, i manager del digitale, che devono andare dal proprio capo non a vendergli certezze, a vendergli garanzie, ma a vendergli un metodo, guarda che se facciamo così andiamo nella direzione giusta, più che garantirti che con questo software ottimizzerò la produzione del 32,6%. Quindi lanciare esperimenti è il modo più economico e indolore per andare avanti, per andare nella direzione che ci terrà sul mercato, perché poi alla fine è questo fare business, è un gioco infinito, e è il gioco di rimanere in gioco, non è il gioco di vincere, perché
io quest'anno potrei vincere sul fatturato, ma tu potresti vincere sugli utili e quell'altro potrebbe vincere sulla felicità dei dipendenti. Non ci sono regole definite, quindi è un gioco infinito e bisogna rimanere in gioco. Per rimanere in gioco è fondamentale lanciare esperimenti, ed è il motivo per il quale le reti come ImproveNet, facilitando la sperimentazione, abilitano le aziende al cambiamento e all'evoluzione. Grazie a tutti e buona giornata. Per me, Pier Mattia, ed effettivamente bisogna sempre imparare, questo forse, come diceva l'assessore, noi veneti ce l'abbiamo un po' nel sangue, tra virgolette, quello di rimboccarci le maniche, di andare sempre avanti, modificandoci magari in corso, perché soprattutto nel digitale immagino ci sia sempre qualcosa da imparare giorno dopo giorno e da cambiare anche soprattutto. Grazie e buon lavoro a te e ad Antonella per appunto anche a tutta la rete. E adesso passiamo invece la parola a Miriam Bossoni di Scaligera Lab, che ci racconta la sua esperienza. Scaligera Lab è un laboratorio di analisi chimico-ambientali sito in provincia di Verona. L'idea nasce nel 2019 quando i 3 soci, pensate, questo è capitato a tanti, si sono ritrovati disoccupati. Hanno deciso di trasformare questo momento di difficoltà in un'opportunità e hanno iniziato a concretizzare il loro sogno imprenditoriale, che ha portato appunto alla nascita di un laboratorio il cui core business riguarda proprio le analisi delle matrici ambientali, le acque di falda, di scarico, i rifiuti, le emissioni, i materiali da recupero, le terre e le rocce da scavo. E poi fanno delle analisi di nicchia, in particolare in mercati in crescita che pochi concorrenti offrono, per esempio controllo di gestati, pellet, cippato, canapa a uso legale, miele, eccetera, eccetera. Loro hanno partecipato al bando PMI Giovani 2020 con un finanziamento regionale. Quindi passo la parola a Miriam Bossoni proprio per raccontarci questi controlli e questa idea imprenditoriale nata da un momento di difficoltà. Buongiorno a tutti. Io sono Miriam e come anticipato sono qui oggi per parlarvi di Scaligera Lab. Avevo anche delle slide, le presento io. Sì, se puoi condividerle, okay. Dovresti farcela. Sì, sì, sì. Allora, come anticipato, Scaligera Lab è un nuovo laboratorio aperto a Verona e già il nome rappresenta un chiaro omaggio alla nostra città, che è la città di Verona e che ha rappresentato anche il comune denominatore di tutti i soci che hanno deciso di partecipare a questo nuovo progetto imprenditoriale. Scaligera opera come laboratorio e fa analisi chimico-ambientali e industriali e quindi si inserisce all'interno di un contesto economico che nei prossimi anni avrà un forte sviluppo grazie soprattutto alla transizione ecologica. Quindi al fatto che l'economia green sarà sempre più importante, il settore di riferimento di Scaligera è un settore che avrà dei margini molto importanti di miglioramento e di crescita. Come anticipato nella presentazione, l'idea di Scaligera nasce a fine 2019 per trasformare una difficoltà in opportunità, in quanto a fine 2019, un po' a sorpresa, 3 dei soci, dei 4 soci, Michelangelo, Natascia e Daniele, tutti giovani intorno ai 30 anni, si sono ritrovati improvvisamente dalla condizione di occupati a tempo indeterminato a disoccupati. Quindi si è cominciato a ragionare su quelle che potevano essere le prospettive di crescita professionale, che prospettive potevano esserci per un nuovo impiego e si è cominciato a ragionare sulla possibilità di passare da
disoccupati ad imprenditori, aprendo un proprio laboratorio e quindi accettando la sfida di passare da dipendenti ad imprenditori. Quindi nel 2020 si inizia a concretizzare questo sogno attraverso la stesura del piano imprenditoriale. La prima analisi che è stata fatta in maniera molto dettagliata è stata l'analisi dei competitors, quindi di tutti i laboratori che erano presenti sul territorio scaligero, ma anche dei potenziali clienti. Da qui è emersa e si è passati alla seconda fase che è stata la scelta delle analisi, le analisi su cui puntare e che sarebbero diventate il core business del laboratorio. Per la scelta delle analisi si è dovuto mettere assieme 3 diversi elementi. La professionalità dei tecnici, quindi quello che i tecnici erano capaci di fare, che avevano imparato nei precedenti 10 anni di esperienza come dipendenti, quello che i clienti chiedevano, ma soprattutto anche importante, quello che potevamo inserire nel nostro piano industriale e quindi la strumentazione che potevamo acquisire. Ovviamente non avevamo a disposizione dei finanziamenti illimitati e quindi il piano industriale è stato molto importante per capire quello che poteva essere il finanziamento complessivo di cui avevamo bisogno e quindi per capire il capitale iniziale. Parte di questo capitale è stato finanziato da noi soci e parte invece da istituti di credito. Da una parte quindi c'era l'impazienza di partire il prima possibile, ma questa parte dedicata alla stesura del piano industriale è stata fondamentale. Soprattutto è stata strategica la scelta delle analisi, perché come specificato nell'introduzione abbiamo deciso di fare anche delle analisi di nicchia che pochi laboratori propongono, come per esempio lo zafferano, il cromo 6 nei pellami, che è stato pensato, vista la nostra vicinanza a Vicenza e al settore delle pelli, e poi per quanto riguarda le analisi delle acque che rappresentano il nostro core business, nonostante il laboratorio sia piccolino, siamo in grado di fare internamente sia la parte microbiologica che quella chimica, cioè questo consente di dare al cliente una consulenza a 360 gradi. Quindi la scelta delle analisi ci ha consentito di targetizzare al meglio i potenziali clienti, ma anche di non fare errori nella scelta degli strumenti, cosa che era fondamentale visto che, come ho specificato prima, non avevamo dei finanziamenti illimitati. Questa fase inoltre di progettazione del piano è stata fondamentale perché ci ha consentito di spenderci come progetto solido nei confronti di istituti di credito, ma anche di partecipare al bando regionale, anche se l'azienda non era ancora stata creata, ma era ancora in fase progettuale. La seconda parte invece del 2020 è stata dedicata alla qualità e all'ottenimento della certificazione Accredia, che è l'ente unico nazionale di accreditamento, certificazione che garantisce che il laboratorio operi secondo determinati standard qualitativi e secondo determinati parametri che tutti i laboratori di prova in Italia devono rispettare. Quindi il 2020 è stato l'anno della progettazione e invece il 2021 è stato l'anno della realtà, dove siamo riusciti ad aprire il laboratorio e siamo riusciti a partire con le prime analisi e con i primi clienti. Abbiamo quindi potuto mettere in luce sia la professionalità del personale tecnico, visto che riusciamo a fare internamente sia la parte di campionamento sia quella di analisi che infine la consulenza, e i nostri clienti hanno cominciato anche a poter vedere la strumentazione che abbiamo acquisito, strumentazione innovativa e all'avanguardia. Quali sono le prospettive invece attuali? Ovviamente, come tutti, questo 2022 sarà un anno in cui dovremo esercitare ancora molta resilienza, perché ci sono delle prospettive positive, ma purtroppo anche delle ombre. Pur essendo una startup, abbiamo risentito anche noi della difficile situazione legata alla pandemia Covid, visto che nel nostro target di clienti abbiamo le strutture ricettive che rappresentano per noi
un settore significativo, e anche in questa fase stiamo risentendo del rincaro delle utenze energetiche. Nonostante questa situazione di ombre, abbiamo anche delle prospettive di crescita importanti. Abbiamo già cominciato una campagna di marketing per acquisire nuovi clienti nelle analisi core già avviate. Implementeremo nel corso del 2022 nuove analisi, e nel corso dell'estate sono previste anche nuove assunzioni, sempre di giovani del territorio scaligero. In questa situazione di luci ma anche di ombre si è inserito per noi in maniera molto importante la partecipazione all'erogazione della Regione Veneto dei contributi alle piccole e medie imprese giovanili, e noi abbiamo partecipato al Fondo 2020 e siamo riusciti ad ottenere a fondo perduto il massimo del finanziamento. Innanzitutto ci tenevamo a far sapere che la partecipazione è attraverso una modulistica semplice ed intuitiva, quindi ovviamente serve un piano imprenditoriale solido, ma poi per partecipare al fondo non servono dei consulenti, si riesce ad accedere grazie a questa modulistica semplice. Questa opportunità per noi che siamo una startup è stata molto importante, perché ci consente di aumentare la nostra resilienza in questo momento in cui le prospettive economiche per il 2022 non sono completamente positive. E un'altra cosa molto importante, ci ha consentito di avere un riconoscimento esterno, quindi da parte della Regione, che è un ente obiettivo, e questo riconoscimento l'abbiamo potuto spendere anche all'esterno per far vedere che il nostro progetto era stato anche considerato valido dalla Regione. E ovviamente per ultima, anche se la cosa per noi in questo momento molto importante, grazie a questo finanziamento l'azienda potrà acquisire nuova strumentazione e quindi offrire ai nostri clienti un pacchetto di analisi che per il 2021 sarà in crescita, in quanto prevediamo di inserire delle nuove matrici. Questo è stato un po' il nostro progetto e come siamo riusciti a trasformare una difficoltà in opportunità. Grazie mille, assolutamente. Immagino che avrete anche trovato il Covid nelle vostre ricerche, perché si diceva che tramite anche l'analisi delle acque reflue ci fosse anche il Covid, giusto? Dico una stupidaggine o è così? Sì, facciamo anche delle analisi specifiche sulle superfici per la ricerca del Covid, però ecco, quindi dai, siamo riusciti anche ad avere un'opportunità in questa situazione di emergenza. Grazie assolutamente per la tua e la vostra testimonianza. Grazie mille. E noi continuiamo, purtroppo mi dicono che i contributi video non riusciamo a vederli, ma saranno appunto pubblicati e quindi potrete vederli il prima possibile nel sito. Quindi continuiamo con il nostro confronto. Lo facciamo adesso con Roberto Francescona dell'azienda Wireless and More. L'azienda è stata coinvolta a partecipare a un progetto finanziato in uno degli ambiti innovazione blu di cooperazione dell'Interreg Italia-Croazia 14-20. Chiedo subito a Roberto se è collegato e se c'è. Sono collegato, ci sono, mi sentite? Perfetto, sì, assolutamente. Roberto, a te la parola per spiegarci cosa fai con la tua azienda e come sei stato aiutato in questo senso. Perfetto, condivido le slide. Però Miriam deve smettere di condividerle, penso che non riesco a schiacciare il bottone condividi. Ecco, dovremmo esserci. Ok, perfetto. Allora, vedete? Io parlerò della nostra azienda, Wireless and More, che è una spin-off dell'Università di Padova, di cui parlerò dopo, e del progetto Innova Mare nell'ambito della cooperazione europea e regioni. Allora, Innova Mare inserisce nel programma Interreg Italia-Croazia, che è un programma di cooperazione territoriale tra province, insomma regioni dell'Unione Europea, in particolare che coinvolge due paesi, appunto Italia e Croazia, e 25 province italiane e contee croate, tutte nell'ambito dell'Adriatico. Gli ambiti di cooperazione sono 4: innovazione blu, i cambiamenti climatici e la gestione dei connessi, e le risorse ambientali e il patrimonio culturale, pensiamo ad esempio all'archeologia subacquea,
e il trasporto marittimo, che forse è quello più rilevante in termini economici. E i progetti approvati sono 83 per un valore di 230 milioni di euro di risorse allocate. Qui vedete il sito i-croatia.eu. I progetti strategici approvati in totale sono 11 e il progetto in mare si inserisce nel primo ambito, ovvero l'innovazione blu, per un totale di 5,5 milioni di euro di risorse assegnate. 14 i partner tra Italia e Croazia. L'innovazione blu riguarda appunto, come spiegato nella colonna di destra, la collaborazione del settore pubblico e ricerca, quindi un po' tutti gli attori, diciamo, nell'ambito della robotica, sensoristica e innovazione legata al mare, subacqueo e anche di superficie e anche portuale. E tra gli obiettivi c'è appunto creare un cluster collaborativo di respiro europeo, quindi Italia e Croazia, visto che sono due parti, ma non solo in realtà, e dopo vedremo come, e sviluppare prototipi, azioni pilota e diciamo, dimostratori per innovazione nell'ambito dell'ottica, delle comunicazioni subacquee e appunto innovazioni in generale legate al mare. Qui vediamo il sito, se volete, che è quello di prima, /web/Novamare. Noi come azienda spin-off dell'Università di Padova siamo stati ospitati da Novamare, non partecipiamo direttamente al progetto, siamo stati ospitati dai partner e abbiamo dato un contributo sulla discussione riguardo alle spin-off, alla loro evoluzione, alla crescita a Šibenik in Croazia, e siamo stati ospiti inoltre di un viaggio esplorativo in ambito business a Trondheim in Norvegia, dove uno dei più grandi cluster di innovazione subacquea in Europa, forse anche nel mondo. E abbiamo, grazie a queste esperienze, abbiamo ampliato una serie di conoscenze, sia tecniche, sia di clienti, fornitori, insomma, per essere aggiornati appunto sui trend di mercato, e c'è stata una grande opportunità di collaborazione e di scambio di idee imprenditoriali, sia appunto tra attori consolidati più grandi, ma anche tra start-up come noi che cercano insomma di sopravvivere in questo ambiente. E la nostra visione di Novamare è quella di un attore fondamentale per mettere in contatto tutti i diversi attori legati all'Adriatico e al settore marino. In particolare sviluppare le sinergie per permettere a tutti di andare avanti, quindi da start-up, tra ricerca, enti di ricerca e imprese più grandi, e già sono consolidate, con uno sguardo però sempre rivolto al mercato, perché è dove operiamo e quindi è dove ci consente di stare a galla, e soprattutto, e non ultimo direi, anche un incontro possibile insomma tra clienti e fornitori, nel caso appunto dei viaggi esplorativi e delle varie collaborazioni. Noi, in quanto spin-off Università di Padova, siamo in stretto contatto con la ricerca che si fa all'università, sia con cooperazioni dirette, perché alcuni membri sono sia in azienda che ricercatori, e sia tramite knowledge transfer, in quanto siamo i primi ad avere accesso alla ricerca che si fa qui. Come diciamo, noi progettiamo, analizziamo e implementiamo diverse soluzioni, sono servizi che affrontano le sfide delle comunicazioni wireless, quindi forniamo comunicazioni wireless dappertutto, terrestri, quindi quelle classiche dal famoso 5G fino a quelle non licenziate come Wi-Fi o LoRa, fino a sotto al mare, quindi comunicazioni subacquee, acustiche che sono quelle più diffuse, ma anche ottiche o anche elettromagnetiche più a corto raggio. In generale comunicazioni wireless. Le nostre competenze coinvolgono lo sviluppo software principalmente, noi non sviluppiamo hardware ma lo integriamo, sviluppiamo invece software, e su principalmente Linux Embedded, come forse conoscete Raspberry Pi o Arduino, insomma quelle strutture lì, e tutto nell'ottica di sviluppare appunto infrastrutture di comunicazioni wireless, come vediamo qui, appunto terrestri, subacquei, in qualunque ambiente, dalla giungla fino alla città. E i nostri fondatori vantano un'esperienza molto pluriennale, in realtà, gestione di progetti europei, ma anche industriali, internazionali, anche nazionali, insomma.
E tra i vari servizi e soluzioni, qui c'è un elenco, comunque principalmente appunto reti mobili wireless ad hoc in particolare, ma non solo, che sono quelle senza un nodo centrale, ma collaborative. E come già detto appunto in qualunque ambiente, abbiamo fatto anche progetti di machine learning per ottimizzare queste comunicazioni e facciamo soprattutto anche molta simulazione, perché è importante al cliente dare un'idea di quello che si andrà a implementare. La simulazione è molto apprezzata perché costa meno chiaramente e già un'idea e una previsione di quello che sarà poi l'applicazione finale. Per dare due cenni sulla nostra fondazione, noi nasciamo dopo che una prima spin-off dei nostri cofondatori è stata diciamo, ceduta a A2A, a SPA, che credo conosciate, un grande fornitore energetico, con tutta la parte IoT della Smart City, è stato ceduto da A2A, e quindi i nostri cofondatori hanno fondato questa nuova spin-off insieme appunto a noi due ingegneri e altri collaboratori, come core business le comunicazioni wireless. E qui c'è il sito. E le nostre aree di lavoro sono un po' in realtà i nostri ambiti di lavoro, come vediamo qui, l'Interreg Europe come il ponte Italia-Croazia citato in precedenza, ma anche progetti industriali di ampio respiro e molti progetti europei in collaborazione principalmente con l'università, di cui partecipa molti, e anche progetti nazionali. In particolare, come qualche esempio qui, abbiamo sviluppato nel primo punto un progetto per una grossa azienda italiana insomma, che riguardava le comunicazioni multimodali subacquee, quindi sia ottiche che acustiche operate di concerto in maniera ottimizzata. Il Symbiosis, che è stato un progetto dell'Horizon 2020 Europa che riguardava la salvaguardia della diversità marina, della fauna marina, appunto comunicazioni acustiche e machine learning. Il progetto Martera, che è un progetto Robovas in particolare per la gestione delle attività portuali, abbiamo sviluppato la rete radio per il porto di Amburgo nel prototipo, per ottimizzare le operazioni di entrata e uscita delle navi e delle operazioni portuali. Il progetto Safe Place, che si sta concludendo in questi giorni, del contesto ICT for SSL, che riguarda la prevenzione dell'attuale pandemia, insomma la gestione ottimale dell'attuale pandemia, quindi progetto di protezione dei posti, di identificazione dei gruppi, diciamo, dei gruppi troppo numerosi, delle entrate nei luoghi tramite radar. E come ultimo un progetto che è partito da poco, il MODA, che è un progetto del Ministero di Difesa di ricerca militare, che riguarda la comunicazione subacquea tra droni e in particolare la collaborazione tra questi droni come squadra nelle operazioni di difesa marittima e in particolare subacquea, come identificazione di pericoli, di mine o comunque di indagine. E ecco, questa è la nostra attività, spero vi sia interessata. Grazie mille, assolutamente. Poi immagino che potete appunto consultare tutti i siti e i riferimenti di tutte le persone che ci stanno raccontando la loro esperienza per avere altre informazioni o eventualmente fare rete, perché questa è un'altra cosa importante che secondo me può essere utile anche da questo incontro. Allora adesso chiudiamo appunto quelle che sono le testimonianze delle persone che hanno usufruito appunto e beneficiato delle iniziative del sostegno della Regione del Veneto. Entriamo in un'altra sfera, quello appunto delle altre misure, degli altri servizi nel territorio veneto a supporto dei giovani e delle imprese. Vi ripeto, vi ribadisco che appunto tutti i video poi li potrete vedere nel sito. E quindi noi continuiamo e diamo la parola a, l'ho visto, collegato Roberto Crosta, segretario generale di Union Camere del Veneto, che ci parlerà in particolare delle iniziative portate avanti da Union Camere del Veneto sui temi legati all'imprenditoria giovanile. Roberto, la parola. Buongiorno a tutti, grazie Micaela. Intanto un grazie a chi ha portato queste testimonianze, perché sentire anche l'effervescenza su questa cosa, delle esperienze che ci avete raccontato, è veramente bello, ecco, al di là poi dei problemi tecnici di non aver potuto vedere i video, però almeno a me avete dato tanto, ma spero anche a molti altri di noi, quindi grazie, partirei da qua. Vorrei sottolineare
alcune cose nel mio intervento senza annoiarvi di troppo. Intanto sono contento che l'ultima testimonianza che abbiamo sentito citi un progetto Innova Mare, dove c'è di mezzo anche la Camera di Commercio di Padova, di cui sono segretario generale, oltre che di Unioncamere, quindi questo testimonia come anche i fondi comunitari possano produrre molto. E partirei proprio da qui, cioè partirei dal fatto che una delle iniziative principali che Unioncamere ha nelle sue corde rispetto a questi temi è proprio quella del legame con l'Europa. In particolar modo noi abbiamo un progetto che è molto interessante, che se non conoscete poi vi invito anche a prendere contatti con la mail dell'Eurosportello. Vedo collegata con noi anche Jaylin Gonzalez, che segue questo progetto ad Unioncamere, che è quello dell'Erasmus per gli imprenditori. Noi conosciamo tutti l'Erasmus per gli studenti, molti meno. Io confesso che fino a qualche anno fa non sapevo che c'era l'Erasmus per gli imprenditori, molti meno sanno di questa iniziativa che invece Unioncamere del Veneto gestisce e che permette in maniera molto semplice anche di entrare in contatto con diverse istituzioni di altri territori. Ecco, nell'ottica di quello che diceva all'inizio l'assessore Marcato, il tema è proprio questo, cioè il tema non è tanto quello della fuga dei cervelli, secondo me, lui lo diceva molto bene, ma è quello che è necessario vedere, scusatemi, è quello che è necessario vedere delle altre esperienze. Ecco, io credo che questo progetto dell'Erasmus per gli imprenditori possa aiutare. Noi abbiamo delle iniziative già avviate con Belgio, Germania, Lituania, Slovenia, Spagna, Regno Unito e altri paesi che possiamo coinvolgere. Devo dire che noi abbiamo visto un buon ritorno, perché abbiamo visto 300 neoimprenditori affiancarsi a questo progetto e in mobilità internazionale sono andati circa 200 imprenditori. E questo vuol dire molto, perché vuol dire che sono 200 interscambi che poi si creano anche su altri temi, perché noi dobbiamo tener conto che per tutti voi che fate impresa, l'internazionalizzazione, mentre un tempo era diretta solamente ad alcune grandi imprese che avevano strutture, oggi come oggi invece, probabilmente anche accelerati dalla crisi del Covid, noi abbiamo delle imprese che non sanno di avere i requisiti per esportare. Ecco, questo vi inviterei a fare una riflessione anche sui diversi campi che sono stati affrontati questa mattina, perché quando si parla di ambiente, di tecnologie e quant'altro, sì, guardiamo anche il mercato interno, ma guardiamo al mercato esterno anche, con la promessa però che rimanete qua con la vostra impresa, ecco, che non la portate da altre parti. Poi credo che Gianmarco Russo, se avete bisogno, vi spiegherà anche qualcosa sul credito, quindi noi siamo una rete assieme a Gianmarco e a Tiziano Barone che vogliono aiutarvi nel rimanere radicati sul territorio, ecco, assolutamente, perché ci teniamo a questa imprenditoria giovanile, scusatemi. L'altra misura che noi abbiamo messo in atto è anche il fondo perequativo fatto con l'Unioncamere Nazionale sui giovani e il mondo del lavoro. E qui andiamo su un tema che è già stato affrontato, ma su cui spenderei 2 parole in più, che è quello del rafforzare il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. Allora, io credo sia assolutamente necessario proseguire su questa strada. Credo sia assolutamente necessario proseguire non soltanto su meccanismi di vecchia alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, che poi, a dirvela tutta, sono meccanismi che per chi ha qualche anno in più di voi c'erano anche nel passato, perché credo che Micaela è giovanissima, ma credo che la generazione di Tiziano e di Gianmarco sia passata per andare, come me, per andare a servire qualche pizza, insomma, il sabato sera in pizzeria. E questo ci insegnava non tanto come portare i piatti, ma ci insegnava che cosa vuol dire lavorare, che cosa vuol dire mettersi all'approccio. Ecco, io credo che al di là delle competenze che ci possono essere sui mercati del lavoro, che sono importantissime, l'approccio scuola e azienda ci possa insegnare perlomeno che cosa vuol dire il lavoro e il valore del lavoro. Tutti voi lo avete sicuramente respirato nelle vostre
famiglie, però almeno nella mia esperienza poi quando si prova è una cosa diversa da quello che ci raccontano, ecco. E legato a questo credo che, come già sottolineato sia dal dottor Romano sia dall'assessore Marcato, l'alta formazione degli ITS sia un'altra questione da tenere sott'occhio, perché gli istituti tecnici superiori sono, al di là del tasso di occupazione altissima che hanno, ma sono veramente dei meccanismi di collegamento tra scuola e impresa, perché in larga parte sono gestiti da imprenditori. Ecco, questo credo sia il vero tema della creazione di competenze, quindi l'impresa che non è soltanto vista come ho un lavoro, ma anche come insegno un lavoro, assieme all'accademia, perché questo è fuori di dubbio che l'accademia serve. Altri progetti che noi stiamo sviluppando in questo contesto è quello proprio con l'ufficio scolastico regionale, e quindi che propone uno di questi percorsi sull'evoluzione della domanda scuola-lavoro. Poi organizziamo con l'Università di Padova il Virtual Job Days, che permette di conoscere virtualmente alcune realtà lavorative e di comprendere anche come stanno evolvendo e trasformando le professioni, no? C'è qualcuno che ormai adora dire che il 65-70% dei lavori che ci sono oggi non ci saranno più tra qualche anno. Peccato che questi qui che predicano questa cosa non ci dicano poi quali, perché il grande tema è questo, perché se noi sappiamo che abbiamo un 70% di lavori che cambieranno nell'arco di 10-15 anni, non è che possiamo pensarci tra 10-15 anni. Dobbiamo iniziare a pensare nelle nostre scuole da domani mattina a questa cosa, e quindi questo Virtual Job Days punta anche a questo, a spiegare alcune questioni di novità che riguardano, guardate, per certi aspetti fin dalla scuola elementare. L'altro giorno ho scoperto una cosa che a me ha lasciato esterrefatto. Parlando con una docente che insegna in Germania, mi raccontava che in Germania l'orientamento alle scuole superiori viene fatto alla fine della quarta elementare. E quello che viene definito alla fine della quarta elementare è la strada che viene poi intrapresa dagli studenti, e non ci sono binari di scampo su questa cosa. Ecco, io le ho risposto che se facessimo questa cosa in Italia avremo la rivoluzione, perché verrebbe tolta l'inclinazione dei ragazzi, questo e quello. Però questo la dice lunga sul fatto di come altri paesi prendono in maniera molto più, non uso la parola seria ma nel senso buono del termine, la formazione a lungo termine, perché la formazione non va pensata oggi per domani. Tra l'altro io sono uno di quelli che, mi mancano ancora molti anni ma spero di vederlo, uno di quelli che sperano che prima o dopo nei bilanci delle aziende la formazione non sia un costo ma sia un investimento in materiale ammortizzabile. Mi auguro che prima o dopo ci arriviamo, perché la formazione, se noi la vediamo come un costo, la vediamo come una cosa quasi negativa. Se invece è un investimento, come può essere un capannone o quant'altro, porta a molto più avanti. Ecco, questa iniziativa che abbiamo, che vi ho raccontato, del Virtual Job Days, punta proprio a questo. Un'altra iniziativa è la settimana del lavoro Veneto, il Job Week Veneto, che è un percorso di orientamento che vede sia informazioni di natura teorica per l'inserimento lavorativo, ma anche reali incontri con le aziende. Ecco, queste sono un po' in breve le diverse attività che stiamo facendo, oltre al servizio di diciamo così, formazione per gli imprenditori, perché uno nasce con l'idea imprenditoriale, ma non nasce imprenditore tante volte, deve capire che cosa vuol dire fare questa attività, e quindi i servizi nuove imprese gestiti da tutte le camere di commercio del Veneto, oltre che dalle Union Camere, mirano a fare queste attività di formazione. Ecco, io volevo concludere, per non rubarvi troppo tempo, con un dato che è questo. Noi abbiamo in questo momento in Italia 500.000 di imprese sotto i 35 anni, che consideriamo giovani imprese, diciamo così, imprese giovanili. Allora, noi diciamo, caspita, 500.000 sono tante, sono veramente tante, però se noi le andiamo a paragonare all'universo delle imprese presenti in Italia, non sono nemmeno il 10%, sono l'8,7%. Quindi questo vuol dire che oltre ad un calo che abbiamo registrato negli ultimi 5 anni di 80.000 imprese, che non sono poche assolutamente nell'imprenditoria giovanile,
dobbiamo un po' pensare a quello che ci faceva cenno l'assessore all'inizio e quello che sta facendo Unioncamer, come immagino poi quello che vi racconteranno Gianmarco e Tiziano, sono proprio azioni mirate allo sviluppo di nuova imprenditorialità nei ragazzi più giovani. Ecco, quello che a me verrebbe da dirvi in conclusione di questo percorso, al di là di quello che può essere contenuto nel PNRR, nel Next Generation UE, in tutte queste iniziative che mirano a creare nuove imprese, quello che io vi chiederei come rappresentante di un'istituzione è di dirci che cosa possiamo fare per incrementare le imprese giovanili, per fare in modo che i ragazzi giovani tornino a fare impresa, ma non soltanto per un dato di sostenibilità, c'è anche questo sicuramente, perché una sostenibilità del paese deve mirare alle nuove generazioni, ma anche per dirci quali potrebbero essere alcuni percorsi da poter attivare assieme, per esempio il racconto delle esperienze che abbiamo sentito stamattina, chissà quante altre ce ne sono, però ecco io inviterei Eileen, così che è la mia collaboratrice su queste partite, a poi prendere contatto assieme ai rappresentanti della Regione del Veneto, a Gianmarco se ritiene, a Tiziano, per avviare una sorta di piccolo tavolo di lavoro anche virtuale per raccogliere degli spunti, perché come avete fatto voi stamattina, noi dobbiamo iniziare a raccontare esperienze di imprese positive, perché se le raccontate voi è diverso che non le racconti io, ma non perché io non sono capace di raccontarlo, ma perché voi siete più bravi, che è vero anche questo comunque, perché alcune cose che avete detto stamattina io non sarei in grado di raccontarle così, ma perché giovani che parlano ai giovani sono molti più credibili che non persone che lo raccontano perché l'hanno sentito. Grazie infinite di questa opportunità e rimaniamo a disposizione in questa linea. Grazie. Grazie assolutamente a Roberto Crosta, ed effettivamente quelle di questa mattina sono state testimonianze dirette molto, molto precise che possono sicuramente dare ad altri giovani anche la forza e la voglia e soprattutto anche gli strumenti. Ecco, quindi sia voi che le testimonianze dei giovani possiamo metterle insieme e dare sicuramente qualcosa a chi ci sta ascoltando e magari nella testa gli frulla qualcosa e ha voglia di mettere in piedi un'attività sulla base anche di quelle che sono le opportunità e gli strumenti. E come detto, adesso passiamo la parola a Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo, che ci parlerà in particolare dell'esperienza maturata in Veneto da Veneto Sviluppo in tema di sostegno finanziario all'imprenditoria giovanile. Grazie Michele, grazie a tutti, anche mi accodo a quanto detto da Roberto. Mi sentite? Sì. Allora, come diceva giustamente Roberto, a parte lo ringrazio anche per la Marcord, perché effettivamente io non sono più in età giovanile, sono un po' proteso, un po' più in là con gli anni, anche se mi sentirei forever young, effettivamente giovanissimo più non sono, e qualche pizza o qualche lavoretto l'ho fatto anch'io per iniziare un po' il mio engagement nel mondo del lavoro, quindi so qual è la sofferenza e il patema che ciascuno di noi e ciascuno di voi giustamente deve affrontare per arrivare, diciamo, in modo stabile sul mondo del lavoro. Beh, Veneto Sviluppo in estreme pillole. Veneto Sviluppo è la finanziaria della regione, quindi è un soggetto economico, una società di capitali peraltro, quindi che ha fine di lucro ma in senso buono, poi ve lo spiegherò, che è partecipata al 51% dalla regione del Veneto e al 49% dalle 8 principali banche operative sul territorio nazionale, ma in particolare sul territorio locale. Tra le varie missioni operative della finanziaria ci sono quelle proprio di gestire su mandato diretto, su delega operativa conferita dalla regione, qualcosa che diciamo cuba circa 400 milioni di euro di risorse pubbliche che noi in delega appunto gestiamo nella prospettiva di canalizzarle verso le imprese, poi parleremo della modalità specifica per le imprese giovanili, affinché le imprese possano trarre un'agevolazione che è spesso e volentieri un'agevolazione sul tasso di interessi, quindi il tasso zero, e possono quindi accedere al credito in modalità più agevolata e più virtuosa. E oltre a questo, a titolo di cronaca, Veneto Sviluppo struttura e gestisce anche degli strumenti più finanziari e, se vogliamo, meno di credito, meno creditizi, che vanno nella direzione di incontrare anche quelle esigenze un po' più sofisticate delle dimensioni di impresa
medie o grandi talvolta, che richiedono modalità di supporto un po' più peculiari e più customizzate. Vedi ad esempio il fatto di poter entrare addirittura come partner, come soci di capitale all'interno delle compagini azionarie o di capitale delle società del Nord-Est. Oggi però ci concentreremo solo sugli strumenti agevolativi. Io ho delle slide, ma andrei anche a braccio, tanto casomai verranno condivise, penso, Michela, giusto? Allora, o lo vuoi condividere tu oppure le manda la regia, basta che ci dici e facciamo. Ma può andare anche la regia, tanto io vado avanti. E prima delle slide volevo dire una cosa che per me è importantissima. Io sono padre di famiglia, ho 3 figli, ho 50 anni, quest'anno compierò 50 anni, tra l'altro lo dico, faccio outing. E il mio più grande, Tommaso, ha 15 anni, fa 15 anni quest'anno, la mia più piccola ne ha 3. Quindi quando io penso ai giovani, penso a quella che è la catena di trasmissione indispensabile per mettere me, padre di famiglia, nelle condizioni più serene possibili per garantire un futuro ai miei figli, e penso a Martina, a 3 anni. Quindi io faccio una piccola citazione, non so se conoscete il libro di Carlo Maria Cipolla, che dice testualmente: le leggi fondamentali della stupidità umana. Consentitemelo, ma adesso ve lo spiego, vi spiego perché l'ho citato. Perché secondo me saremmo tutti degli stupidi se non pensassimo in modo proprio da sano egoista che il futuro è nelle mani dei giovani, e mai e poi mai io, da padre di famiglia, sarei e sarò nelle condizioni di aiutare la mia figlia più piccola, la Martina, a entrare nel mondo del lavoro, a restarci e a crescere con un percorso di formazione e di sviluppo professionale di un certo tipo. Quindi è chiaro che se vogliamo far girare in modo sano e virtuoso la ruota, e quindi lo sviluppo economico ma anche sociale del nostro territorio, dobbiamo necessariamente puntare su di voi, cari ragazzi. E ve lo dico proprio da sano egoista, non lo dico in una logica da falso altruista che dice sì, ma c'è una grande filosofia, i grandi principi. No, io lo dico da padre di famiglia. Io voglio aiutarvi perché voi dovrete aiutare i miei figli. E questo scusate se sono andato all'eccesso del principio, ma è vero, io ci credo moltissimo a questo. E torno però a Veneto Sviluppo, perché giustamente di questo voglio e devo parlarvi. Veneto Sviluppo, come vi dicevo, ha strutturato assieme alla regione, o meglio la regione del Veneto, che è il nostro azionista ed è anche il mandante per quanto riguarda la complessa gestione degli strumenti agevolativi, ci ha dato delle risorse che in modo specifico negli ultimi 11 anni, che per 11 anni tra il 2008 e il 2019 noi abbiamo gestito a servizio delle imprese giovanili. Questo è uno schema generale che spiega come funziona uno strumento agevolativo. Qui vedete, partendo dall'alto, qui in alto, vedete che Veneto Sviluppo riceve una dote, quindi un ammontare di risorse pubbliche destinate a determinate categorie di imprese. Queste risorse vengono combinate con risorse private, che sono tipicamente di fonte di erogazione da un istituto di credito piuttosto che da società di leasing, laddove ci sia un progetto di investimento supportato con leasing. La combinazione della risorsa pubblica emessa da Veneto Sviluppo tramite il fondo regionale e la risorsa privata in tandem cofinanziata dalla banca o dalla società di leasing crea le condizioni per erogare un finanziamento complessivo del quale beneficia ovviamente l'impresa, la piccola e media impresa del territorio. L'impresa ovviamente sulla base delle condizioni del contratto di finanziamento congiunto, quindi cofinanziato con risorse pubbliche e di solito al 50% con risorse private, vengono poi restituite con i tempi e le modalità previste dal contratto di finanziamento. Nel caso specifico della slide successiva, questo è un esempio di come funziona un fondo di rotazione. Fatto 100 il fabbisogno finanziario dell'impresa, la metà, quindi il 50%, viene attinto dal fondo regionale pubblico affidato in gestione a Veneto Sviluppo, a tasso zero, l'altro 50%, quindi 50.000 euro dell'importo dei 100, e viene erogato dalla banca con un massimale, con un cosiddetto cap, limite massimo di tasso applicabile sul suo 50% di 500 punti base, del 5%. Quindi capite che la media ponderata dei 50.000 euro a tasso zero con i 50.000 euro erogati nell'eventualità estrema al tasso massimo del 5% portano un dimezzamento proprio al 2,5 del tasso di interesse. E questa è la condizione, il circuito di funzionamento di uno strumento agevolativo, di un fondo di rotazione in generale. In particolare, come vi dicevo, la legge 57, legge regionale 57 del 99, istituì un fondo apposito specificamente per gli imprenditori giovanili.
Sono imprenditori giovanili, dal punto di vista proprio della declaratoria, gli imprenditori che hanno un limite di età al di sotto, compiuto, diciamo, non superati il 35esimo anno di età, operativi anche in forma societaria, nel qual caso per poter qualificare la fattispecie di impresa giovanile deve esservi che il 60% del capitale di questa società partecipata da giovani imprenditori deve essere appunto rappresentato da under 35, deve essere una PMI localizzata nel territorio regionale del Veneto e chiaramente in una situazione economicamente sana, quindi non in uno stato di crisi. Ovviamente la finalità dell'agevolazione di cui a quella legge 57-99 era proprio quella di supportare imprenditori giovanili nell'approvvigionamento di finanza necessaria alla progressione del loro percorso di sviluppo attraverso finanziamenti agevolati. La cosa bella di questo strumento vi avevo anticipato, ha 11 anni di vita, è stato temporaneamente sospeso nel 2019, ma tranquilli, non preoccupatevi, ve n'è già un altro che ampiamente ha recepito le modalità virtuose dal mio punto di vista di operatività di questo fondo che sono state recepite in un nuovo. Alla slide successiva dovremmo vedere, vabbè, io andrei anche oltre su questa, vi avevo già qualificato le tipologie, anche la definizione di impresa giovanile. Il fondo, e questa è la slide interessante, il fondo per l'imprenditoria giovanile andava proprio a porre enorme enfasi su quelli che erano i progetti di investimento. Quindi laddove c'era un'impresa individuale o in forma societaria qualificabile come impresa giovanile, questa poteva essere supportata, agevolativamente parlando, a fronte di progetti di investimento. E come? Non solo con la modalità che vi ho anticipato prima, con il meccanismo generale del fondo di rotazione, cioè del cofinanziamento a tasso zero, ma c'era e c'è tuttora, anche nel nuovo fondo che poi vi descriverò, una parte di contributo a fondo perduto. Quindi nel limite dei 100.000 euro, perché era proprio il limite di importo ammissibile, di spesa ammissibile, il 15% veniva e tuttora viene con il nuovo fondo agevolato nella forma del contributo a fondo perduto e il restante 85% veniva e viene tuttora agevolato facendo sì che vi sia il tandem di cui vi ho parlato prima e quindi contribuzione a metà tra il fondo regionale e la provvista privata erogata dalla banca, l'istituto di credito piuttosto che dalla società di leasing, quindi 42-50% a capa, a testa, a tasso zero sulla quota pubblica e a tasso di mercato sulla quota privata. Quindi ripeto, fatto 100, 15 a fondo perduto, 42-50% a tasso zero a valere sulla provvista pubblica e 42-50% a valere chiaramente sull'erogazione privata onerosa, con un limite però di cap di tasso posto dalla misura. Come vi dicevo, questa è una misura che ha colpito nel segno, perché abbiamo, poi lo vedremo in una statistica, penso che sia la slide successiva, abbiamo fatto numerose pratiche, in questi 11 anni di vita positiva dello strumento abbiamo ricevuto 1724 domande da imprese giovanili, ne abbiamo deliberate 1702 e di queste 1702, 1301 sono andate a bersaglio con l'erogazione finale complessivamente di più di 58 milioni e 300 mila euro, insomma una bella cifra, a valere insomma su provvista pubblica. Quindi direi una misura che ha colto del segno e come vi anticipavo prima è una misura che ha fatto la sua strada, ha fatto la sua storia, ma la Regione, che è appunto il mandante che ci legittima ad operare in questa modalità tecnica, e con lungimiranza già dal 2021 ha incardinato questa modalità dell'imprenditoria giovanile all'interno di un fondo più ampio che si chiama appunto Fondo di rotazione anticrisi per le attività produttive. Attività produttive, ripeto, all'interno delle quali ricadono pienamente anche le imprese giovanili. Come funziona questa misura, che vi dico essere capiente, quindi laddove aveste progetti fabbisogni di liquidità o per investimenti non esitate a contattarci perché i soldi ci sono. La misura sostanzialmente copre, come vi ho appena anticipato, due modalità o due tipologie tipiche di necessità operativa e finanziaria dell'impresa, che sono appunto la necessità di supporto operativo al circolante,
quindi operazioni chiamiamole di sostegno alla liquidità, e operazioni di supporto agli investimenti, secondo la fattispecie che abbiamo appunto rappresentato in modo specifico col precedente fondo per l'imprenditoria giovanile. Allora, laddove si faccia riferimento a necessità di operatività, diciamo, continuativa, quindi fa bisogno di capitale circolante, di tesoreria, di liquidità, il fondo opera con la modalità convenzionale, tradizionale, quindi opera nella logica del cofinanziamento a tasso zero, quindi fatto 100, entro un limite massimo di fabbisogno per singola operazione di 250.000 euro, fino a 125.000 euro vengono erogati dal fondo regionale a tasso zero, i restanti 125.000 euro vengono erogati a tasso di mercato, sempre al limite di tasso al 5% da parte della banca. Laddove, e questa è la modalità convenzionale. Quello che probabilmente è di maggiore interesse per voi è la parte della slide successiva che ricalca esattamente lo schema operativo previgente. Qui vedete infatti che c'è un distinguo, essendo appunto un fondo generalista che copre tutte le dimensioni di impresa, perché il titolo è Fondo di rotazione anticrisi per attività produttive, per tutte le PMI. Ma sappiamo bene che dentro le PMI ci sono le imprese giovanili che tipicamente ricadono all'interno della dimensione di piccola impresa. Vedete appunto, se andate in verticale per la piccola impresa, guardando questo schema, la piccola impresa può essere supportata con un contributo nella misura del 15%, così come era prima, esattamente come era prima. Avete visto come la Regione quindi abbia chiaramente fatto tesoro della positiva esperienza del vecchio fondo per l'imprenditoria giovanile e lo abbia ricalcato esattamente incardinandolo in questo nuovo fondo. Ancora una volta sull'85% residuo, fino alla metà, quindi il 42-50% viene erogato a tasso zero, e qui sottolineo un altro aspetto di lungimiranza della Regione, perché dovete sapere che questo 42-50% non è semplicemente una forma, come viene detta in gergo tecnico, di provvista a tasso zero alla banca. È un vero e proprio cofinanziamento, quindi il 42,5% a tasso zero viene erogato direttamente esponendo al rischio di credito il fondo regionale. Questa è una grande apertura anche di fiducia che ci ha dato la Regione. Penso che i primi riscontri di funzionamento di questo fondo in termini più generali sono assai positivi. Quindi il messaggio che voglio darvi, cari ragazzi, è sono padri di famiglia. Dimenticavo, sì, ultima questione, importi e durate. A fronte di progetti di investimento, il massimale, vedete che è molto più elevato rispetto al vecchio fondo per l'imprenditoria giovanile, perché se ricordate, con la slide di prima, venivano ammessi progetti di investimento nei limiti dei 100.000 euro. Oggi il massimale per tutte le PMI è di 500.000 euro e a pieno titolo ovviamente l'impresa giovanile vi ricade dentro. Sulle durate di rimborso è chiaro che se devo supportare un progetto di investimento, se il focus ricade su beni dotazionali, quindi beni strumentali, impianti, macchinari, attrezzature, il periodo di rimborso è di 5 anni, 60 mesi. Se devo invece finanziare progetti che hanno anche una componente immobiliare, se è un progetto immobiliare puro, o addirittura 10 anni, 120 mesi. Se invece è un misto, quindi c'è una parte immobiliare, una parte dotazionale, beni strumentali annessi, è una media, quindi sono 84 mesi. Tornando invece a supporti a fronte di esigenze di liquidità, il massimale sono 250.000 euro, il periodo di rimborso viene incardinato in una durata massima di 60 mesi, quindi 5 anni. Quindi, prima di lasciarvi, insomma, siamo a disposizione, io, i ragazzi, la segreteria, tutti, chiunque, per ogni necessità di supporto operativo e di finanziamento. Ripeto, siete importantissimi per questo territorio, per l'economia e per i nostri figli. Grazie di nuovo. Grazie mille assolutamente anche a Gianmarco Russo, e chiudiamo queste testimonianze, ma più che altro questi racconti di vita vissuta, con Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, che ci parlerà in particolare delle attività e dei servizi per i giovani, per l'inserimento nel mercato del lavoro e l'incontro con le aziende, quindi questo match. Grazie, buongiorno a tutti. Io sto mettendo su le slide, vediamo se si vedono, sì. Giusto? Sì. Si intravedono? Sì, perfetto. Ottimo. Allora, a me interessava in particolare
affrontare il tema del giovani e imprese rispetto al tema dei servizi per il lavoro. Ringrazio quindi gli organizzatori e i colleghi che mi hanno preceduto per l'insieme delle informazioni e dei percorsi che sono stati indicati. Dico subito che rispetto al tema creazione di impresa o sviluppo di impresa, il sistema dei servizi per il lavoro della Regione Veneto rinvia al sistema camerale o al sistema di Veneto Sviluppo l'opportunità di beneficiare di un servizio diretto. Noi quindi ci occupiamo esclusivamente di chi in questo momento sta cercando un lavoro. Se uno vuole fare impresa, ha le caratteristiche per fare l'impresa, il nostro servizio è di rinvio a specialisti del settore. La prima osservazione che vale la pena dire è che il mercato del lavoro in questo momento rappresenta una sfida al cambiamento. Una sfida al cambiamento per ciascuno di noi, per ciascuno di coloro che è intenzionato a entrare nel mercato del lavoro. Perché è una sfida al cambiamento? Perché la realtà ci dice che c'è stato un cambiamento importante dal 2008 al 2021. Abbiamo distrutto molti posti di lavoro e ricostruiti altrettanti posti di lavoro. Ne abbiamo distrutti più di 76.000 dal 2008 e ne abbiamo ricostruiti quasi 200.000. E li abbiamo distrutti e ricostruiti, quindi spenti e riaccesi in settori diversi. Nell'industria abbiamo ancora un saldo negativo di quasi 40.000 posti di lavoro, mentre nei servizi abbiamo avuto una crescita imponente. La seconda caratteristica come sfida al cambiamento è la polarizzazione del mercato del lavoro. Si entra nel mercato del lavoro e si entra su basse e alte qualifiche. È come se fossero sparite le qualifiche intermedie. Di conseguenza è importante per chi entra nelle basse qualifiche, che spesso si ritrovano ad avere anche bassi salari, avere una disponibilità di servizi alla rimessa in gioco che permette appunto di poter garantire lavoro, reddito e soprattutto il tempo necessario per poter crescere dal punto di vista professionale. Sulle alte qualifiche la caratteristica è che per mantenere le alte qualifiche è necessario restare performanti sulle competenze. La terza sfida al cambiamento è il mismatching. Io qui ho riportato i dati di gennaio, delle previsioni di gennaio del 2022 fatte da Excelsior, dal sistema camerale, e qui emerge che per quanto riguarda il Veneto la richiesta delle imprese era di 47.470 lavoratori. Vedete anche le prime 10 professioni, sono professioni di basse qualifiche normalmente, ma la cosa interessante è andare a vedere in basso a destra la difficoltà di reperimento. Fatto 100 le offerte di lavoro, per il 50% sono di difficile reperimento. Quindi 50 su 100 sono di difficile reperimento. 25 di queste sono di difficile reperimento a causa del problema demografico, cioè non ci sono le persone. E per un 25% invece mancano le competenze. Attenzione, se su ogni 100 offerte di lavoro 50 sono di difficile reperimento, evidentemente dobbiamo intervenire in modo stabile per poter favorire l'una e l'altra correzione. Teniamo conto che l'aspetto legato alla demografia è un aspetto con cui si agisce nel tempo, in molto tempo, mentre per quanto riguarda le competenze è un po' più facile. Dal punto di vista dell'occupazione abbiamo visto i 47.000 previsti dal sistema camerale, effettivamente ne abbiamo avuti assunzioni 54.989, dato gennaio 2022. Vuol dire che noi siamo tornati sostanzialmente ai livelli pre-pandemia e quindi ci aspettiamo
che nel tempo, in base alle condizioni di contorno dell'economia, questa capacità venga accresciuta. Chiaramente, se i fattori come il fattore Covid intervengono in modo importante, come peraltro abbiamo visto in questo momento nel problema della crisi energetica e delle materie prime, è evidente che questo aspetto congiunturale potrebbe impattare anche sulla dimensione delle assunzioni. Andiamo a vedere i disoccupati. I disoccupati ogni mese sono circa 12.000 che si presentano negli uffici del sistema dei centri per l'impiego. Nel 2021 sono stati 124.000, nel 2019 143.000 e i giovani nel 2021 erano 45.000. Quindi 45.000 sono i giovani, quindi un terzo dei disoccupati sono giovani. È evidente che l'esigenza dei giovani ha a che fare proprio sugli aspetti legati alle competenze, in particolare in termini di inserimento al lavoro. Come funziona il sistema dei centri per l'impiego che viene governato da Veneto Lavoro? È molto semplice, sono più di 39 i punti presenti nel territorio regionale, si va da Asiago fino ad Adria e attraverso questi punti e attraverso i servizi anche telematici i disoccupati che dichiarano di essere disoccupati e quindi sono interessati ad un inserimento nel mercato del lavoro vengono presi in carico dai nostri colleghi. Ecco, c'è da considerare che il 60% dei nostri disoccupati in Veneto non ha competenze e strumenti digitali. Questo è un numero importante perché non è come dire, i servizi, la tendenza dei servizi è a diventare digitali, di conseguenza questo può rappresentare un limite importante. Cosa facciamo come sistema dei centri per l'impiego dal punto di vista del contatto e del servizio anche utilizzando gli strumenti digitali? Beh, noi abbiamo attivato di fatto un canale digitale che si chiama Il Lavoro al Centro e in particolare nei primi 3 mesi di disoccupazione forniamo 3 momenti che vengono svolti mensilmente, uno di orientamento sulla navigazione nel mercato del lavoro, uno legato al lavoro e in particolare a come candidarsi alle offerte di lavoro presenti nel sistema dei centri per l'impiego. Tenete conto che in questo momento abbiamo più o meno 6.000 posti di lavoro disponibili oggi mensilmente, stabilmente, quindi abbiamo un'offerta abbastanza importante dal punto di vista della soddisfazione delle esigenze dei nostri utenti. La terza linea di attività riguarda a come candidarsi alle offerte di politica attiva, che vuol dire le offerte di formazione e di tirocinio. Queste attività vengono svolte regolarmente nei primi 3 mesi a tutti i nuovi disoccupati e rappresentano un modo con cui teniamo il contatto diretto, oltre ovviamente al contatto fisico presso i singoli centri per l'impiego. Un'altra cosa importante è tutta la partita di promozione delle offerte di lavoro che noi svolgiamo, quindi ho raccolte alcune. Ogni settimana sostanzialmente abbiamo degli eventi incontro lavoro che sono eventi sia a distanza che in presenza e che permettono di fatto di incrociare le offerte di lavoro tramite sia intermediari che direttamente dalle imprese. Quindi ho riportate alcune: Gardaland, l'Isoclima, la nuova Ompi per esempio su Stevanato Group, e poi anche ci sono le offerte di lavoro che vengono proposte dalle agenzie per il lavoro, per esempio in questo caso abbiamo Generazione Vincente, Manpower, Randstad, Humana. E poi una terza attività che noi svolgiamo sistematicamente, soprattutto per la promozione dell'attività formativa, sono gli eventi incontra formazione, in particolare per far conoscere a tutti i nostri disoccupati, come avete visto sono più di 40.000, i giovani in particolare per far conoscere l'ITS Academy. Questo significa
per noi offrire in modo sistematico dei servizi rivolti al lavoro o rivolti all'attivazione alle politiche attive, in modo tale che tutti i giovani che sono disponibili e che sono presenti all'interno del sistema della disoccupazione, dei servizi per il lavoro, possano trovare una strada di attivazione. Questo è l'obiettivo che noi principalmente ci poniamo, e i nostri colleghi, i nostri servizi sono a disposizione di tutti quelli che ovviamente sono interessati a rimettersi in gioco. Attenzione, non è così scontato essere decisi a rimettersi in gioco, perché la sfida con la realtà, come ho fatto vedere prima, è una sfida molto più difficile rispetto ad alcuni anni fa. Di conseguenza, la capacità di reggere l'urto del cambiamento è una capacità che riguarda le famose competenze soft o le competenze di carattere. Io credo che da questo punto di vista tutti noi abbiamo la necessità di spostare la nostra attenzione dalla comfort zone normale alla realtà così com'è. E da questo punto di vista trovare un aiuto è sempre la strada più importante da abbracciare. Farsi aiutare è la strada principale. Grazie Michele. Assolutamente, grazie per i vostri interventi. Io cerco di fare una sintesi di quello che è stato, per poi passare la parola all'assessore Elena Donazzan, che so che è collegata. Appunto, questa mattina abbiamo parlato di transizione in corso giovani imprese in Veneto, evento organizzato nell'ambito degli EU Industry Day 2021. Abbiamo iniziato con l'introduzione del dottor Santoromano, direttore dell'area politica economica, capitale umano e programmazione comunitaria della regione del Veneto. Ci ha dato la carica, come sempre, l'assessore Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico, e poi abbiamo continuato con l'intervento di Luca De Rosa che ci ha parlato di consapevolezza digitale tra realtà e metaverso, e poi abbiamo iniziato con le testimonianze. Vi ricordo che appunto quelle che non siamo riuscite a sentire le vedrete nel sito della regione, in particolare quella di Sofia Celadon che ha partecipato al bando Giovani e Startup. Poi abbiamo l'intervento che non abbiamo sentito ma lo sentirete, Vittorio Ludovico Viero, in merito soprattutto agli ITS Academy Meccatronico Veneto, che da questa è passato poi ad aprire la sua società, la Talos Innovazioni. Poi sentiremo invece Maurizio Busacca, in particolare Brigitta Pialiotto e Camilla Zampini, che volevano presentarci la ricerca su nuovi modelli in un'ottica di policy design in merito a quelle che sono le azioni integrate di coesione territoriale attraverso l'Università Ca' Foscari, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Abbiamo poi sentito la testimonianza di Antonella Candiotto, presidente della rete innovativa regionale Improvnet ICT, e poi abbiamo sentito Pier Mattia Vesani, CEO di Ukido. Per finire con Miriam Bossoni di Scaligera Lab, che appunto ci ha raccontato la sua esperienza di un nuovo laboratorio di analisi chimico-ambientali partite da quello che è stato un licenziamento collettivo dei suoi 3 soci. Loro hanno partecipato al bando PMI Giovani 2020 con il finanziamento regionale, e poi Roberto Francescona dell'azienda Wireless & Moore, che ha partecipato in uno degli ambiti di cooperazione dell'Interreg Italia-Croazia. Per finire abbiamo sentito Roberto Crosta, segretario generale di Union Camera, Gianmarco Russo, direttore generale di Veneto Sviluppo, e Tiziano Barona, direttore di Veneto Lavoro, che ci hanno raccontato quali che sono gli altri strumenti per i giovani e per le imprese. Detto questo, io ringrazio chi ci ha seguito e passo la parola all'assessore Elena Donazzan. Non ti sentiamo più. Aiuto, eccomi qua, ho premuto un tasto. L'assessore Elena Donazzan, che sicuramente ha molto da dire su tutte queste tematiche. Abbiamo parlato anche molto degli ITS, so che l'assessore su questo ha il cuore che batte, ecco, diciamo così. Grazie Michela Faggiani, grazie a Michaela perché ci mette tanta passione quando affronta questi temi, e sono contenta che sia stata scelta tu a guidare questo bell'incontro, perché è ricco di tanti spunti. Ma sapete, quando si focalizza l'attenzione e siamo a termine di una programmazione comunitaria e si guarda quella successiva,
È impressionante vedere la mole di lavoro e tantissime volte non si riesce a trasferire all'esterno questo. E credo invece che un incontro come questo abbia dato, con diversi spunti, da diversi punti di vista, e seguendo un filo logico, cioè il tema giovani in questo caso, giovani, capacità di competere, come riusciamo a guidare da parte pubblica, accompagnare direi, questi cambiamenti con le tante iniziative che si sono messe a terra in questi anni e che hanno però due considerazioni di fondo. La prima è che noi misuriamo i risultati, non sempre la cosa pubblica si sforza di fare questo, un po' per obbligo, un po' perché nella nostra cultura, obbligo derivante dalle norme comunitarie, quindi noi misuriamo, culturalmente misuriamo e restituiamo i nostri risultati. Questo ci conforta perché si comprende così a posteriori se un'iniziativa è stata meritevole di successo oppure no. E nello sguardo di proiezione che abbiamo ora della prossima programmazione imminente, perché tutti coloro che sono attenti a questo tema sanno che siamo in un momento di, diciamo, chiusura della vecchia programmazione ormai definita, chiusura del programma dei prossimi anni e si avvierà, noi siamo la seconda regione, direi la prima ex aequo, così faccio meglio, con l'Emilia Romagna, ad avere perfezionato il nostro programma, ad avere fatto in modo che la programmazione dei fondi fosse coordinata, il fatto che il dottor Romano sia coordinatore di tutta la programmazione europea, mentre prima lavoravamo parte FESR, quindi parte strutturale, gli investimenti, parte fondo sociale, capitale umano e tutto ciò che riguarda la leva strategica delle risorse umane viaggiavano parallelamente, alle volte si toccavano, ma non era sempre così. Questa programmazione ha il merito di avere un quadro molto, molto ordinato e organico e siamo forti del fatto che prenderemo ciò che di meglio è stato e andremo in continuità con ovviamente tante innovazioni perché il contesto ce lo impone, ma l'economia ce lo impone, il mondo globalizzato ce lo impone, non solo le linee europee. Questa è una premessa di metodo perché quando Michaela hai fatto l'elenco dei partecipanti, ovviamente io avendo studiato il programma all'inizio, ho detto qualcuno darà defezione o invece era un disegno così ben completo che anche la presenza credo sia stata utile per tutti. Io ho mancato di seguirvi dall'inizio perché oggi ero alle scuole di Lozza, Testino, Vauganeo e Cinto, perché diciamo a 2 anni dalla chiusura della scuola, in 2 anni di trasformazioni turbo, voglio iniziare così, non per un fatto celebrativo, ma perché tutti noi siamo stati messi nelle condizioni di uscire dalla zona di conforto. Prima il dottor Barone parlava di questo come uno dei problemi, in effetti lo è. Le trasformazioni a cui siamo stati chiamati, pubblica amministrazione, operatori del sistema, soggetti, beneficiari, nelle loro diverse categorie, perché poi ne li dobbiamo misurare attraverso le categorie giovani, donne, imprese, occupati, disoccupati, solo per parlare dei miei, persone fragili con diversi gradi di fragilità, dentro questo turbo sono state enfatizzate le problematiche e abbiamo però adattato il nostro sistema con grande velocità. È il punto di partenza questo perché oggi dobbiamo guardare agli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Peraltro festeggiamo 2 cose oggi. Il dottor Romano torna dopo 13 giorni di assenza. Credo non li ho scritto prima, non li abbia maturati in tutta la sua vita, 13 giorni di distanza dal pubblico ufficio, che però non ha significato non rimanere connessi. Allora, noi oggi abbiamo un tema che è quello della velocità dei cambiamenti. Li immaginiamo, li studiamo. Noi quando facciamo programmazioni non le facciamo sulla scorta dell'emozione e dell'entusiasmo, la facciamo a partire dai contesti. Il secondo dato lo facciamo a partire da ciò che abbiamo misurato del passato per prendere il meglio e modificarlo ancora in meglio. Terzo, rispetto al contesto, ci diciamo dove stiamo andando, dove vogliamo andare. Allora, per punti, abbiamo dei problemi di contesto enormi, non risolti prima della pandemia, direi alcuni datati. Il primo, la natalità. Se non risolviamo questo, la nostra piramide schiaccerà la forza produttiva, è indubbio. Possiamo fare cosa in termini di capacità pubblica? Molto, almeno su 2 livelli. Uno è quello culturale, il secondo è quello dei servizi.
non possono andare disgiunti. Io non credo che una madre faccia figli se ha o meno un contributo, anche però. Io credo che i servizi debbano essere, con Micaela in un altro diciamo, cenacolo, ecco, proprio cenacolo, abbiamo proprio parlato del ruolo da protagoniste delle donne rispetto alla società, che non è solo l'economia, però l'economia, guardate che è di derivazione greca ed è la gestione della famiglia, della casa esattamente, insomma è filosofico il concetto. Bene, noi dobbiamo affrontare il tema della natalità. Alcune cose si fanno con legge dello Stato, non ce la faccio io, altre le faccio io con i servizi e quindi lavoreremo molto per la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, per i servizi legati a una migliore istruzione, migliore educazione, perché dovremo fare in modo che anche sulle imprese non si scarichi questo costo. E quindi, siccome non è possibile vedere la maternità come un costo, ma come un investimento, questo è un punto. Lo dico parlando di giovani, certo, perché se vedo i dati del contesto e vedo che solo l'8% vive fuori casa e di questi solo il 12% è sposato e ha figli, mi metto le mani nei capelli e piango forte. Dopo che ho pianto devo trovare delle soluzioni e quindi cosa facciamo per aiutare con la leva strategica del capitale umano e dei fondi comunitari in dotazione alla regione? Come tocchiamo questo obiettivo? Prima però bisogna dirci che lo tocchiamo e vogliamo toccarlo. Secondo punto, anche questo è di educazione, cioè quando parliamo di competenze trasversali, sempre citerò il dottor Varrone perché l'ho seguito di più insieme a Russo, ho preso la coda degli interventi, quindi mi perdoneranno gli altri. Io di solito ascolto gli interventi e ne trago spunto, però il tema dell'educazione e delle competenze trasversali è fondamentale nel nostro contesto, in particolare parlo del contesto veneto. E questo non può essere lasciato alla sola sensibilità familiare o scaricato sulla scuola quando le cose non vanno, perché lo dico da osservatore politico, non solo da attore politico, si parla di qualche cosa solo quando questa rappresenta una criticità. Non è proprio, nessuno di noi programma la propria vita se guardiamo le criticità, perché non muoviamo un passo. Si pensa alla propria vita pensando agli obiettivi attesi in termini di speranza, gioia, soddisfazione. E dobbiamo metterla questa cifra dentro il tema dell'educazione, perché guardate che riguarda l'inserimento al lavoro, l'orientamento, le misure di accompagnamento, perché se non hai questo tipo di attitudine, anche i servizi che noi mettiamo in campo, e alcuni sono stati elencati, noi ci occupiamo di reti sul territorio nell'accompagnamento e nella presa in carico, prima regione al mondo, no, in Italia di sicuro, per la garanzia giovani, un sistema di presa in carico dei NEET, cioè delle persone, dei ragazzi che fino ai 29 anni non lavorano, non studiano e non sono in un percorso di formazione. Ma tu lo prendi in carico se quello si fida di te, altrimenti viene un giorno e poi sparisce. O se fai solo politiche sussidiate, succede come il reddito di cittadinanza, manco si presentano. Questo è diseducativo, ecco perché parlo di educazione, parlando di accompagnamento e di misure. Noi cosa pubblica dobbiamo mettere in campo questi strumenti, i servizi. Come? Se dedicati ai giovani è presa in carico, una bella analisi di te, cosa vuoi fare, che cosa hai fatto, farti fare degli studi appropriati rispetto a un contesto e alle tue attitudini. Non solo hai 8 vai al liceo, perché hai 8 e puoi diventare un grande imprenditore se fai un ITIS e poi fai un ITS. Non si deve dare per scontato un preconfezionamento della risposta. Perché dobbiamo pensare che educativo è anche l'accompagnamento alla cultura del lavoro, che è molto veneta. E l'Italia ne ha bisogno, perché è crollata negli ultimi anni, e guardate che tra il 19 e il 20, prima della pandemia, il crollo dell'autoimprenditorialità nell'attitudine dei giovani è stata meno 19% da un anno all'altro. E nel contempo aumentavano le licealizzazioni, più licei per tutti. Noi in Veneto questo non dobbiamo farlo, perché perdiamo il nostro DNA, che è quello che fa sì che, ve lo dico da assessore al lavoro, investano in Veneto grandi imprese, al netto di quest'ultimo periodo con i costi energetici, ma non parlerò di questo. Investono qui perché ci dicono che nel raggio di 100 km, guardate che alle volte mi trovo soggetti che parlano
altre lingue, che però mi fanno il segno del compasso per dirmi che qui trovano tutto. Trovano ricerca, scuole, trovano la filiera produttiva, ma hanno bisogno di giovani. Quindi il tema dell'educazione è il secondo punto. Il terzo è quello dell'autoimprenditorialità. Abbiamo fatto iniziative anche su Garanzia Giovani dedicate all'autoimprenditorialità, perché riteniamo che senza alimentare il DNA della nostra identità economica, sociale, di comunità, noi perdiamo valore. Ecco, la dico così, noi perdiamo valore. Allora, tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni ha teso alla misurazione dei risultati rispetto alle strategie chiare però che abbiamo nella testa. Dove dobbiamo andare adesso? A rafforzare ancora di più le reti dei servizi e della presa in carico, ma non perché io voglia occuparmi delle persone dalla culla alla tomba, ma perché voglio dare loro una leva competitiva che renda competitivo il mio territorio. Ecco perché quando diamo messaggi dobbiamo essere molto chiari dal punto di vista educativo. Ed educazione in Veneto, guardate, io ho scritto una legge bellissima, ancora non attuata del tutto, che è la legge sul sistema educativo del Veneto. Tra le finalità, i primi articoli, c'è che in Veneto si deve insegnare la cultura del lavoro. Chiaro concetto? Bene, questo vuol dire mettere insieme la scelta della politica regionale di sostenere l'istruzione professionale e la formazione professionale, sostenere l'istruzione tecnica, fare in modo che ci sia più apprendimento scientifico anche per le donne, abbiamo fatto progetti per le STEM, fare in modo che gli ITS siano la nostra reginetta della formazione, l'alta formazione specialistica avanzata, con il coinvolgimento oggi nelle 8 fondazioni di 280 aziende partner che sono leader del loro mercato. Non abbiamo mica preso quelli che non ci avevano del tempo, abbiamo preso imprenditori e manager che credono talmente tanto ad investire sul capitale umano che rinunciano a tempo loro, libero, potevano andare a giocare a golf, a tennis, a fare quel che gli piace, no, vengono a fare con noi i progetti formativi degli ITS. Ecco, allora, noi questi obiettivi strategici li abbiamo. Li mettiamo a terra perché li abbiamo misurati e dobbiamo continuare in questa grande trasformazione che è ancora più veloce di prima, con delle opportunità. E poi mi chiudo. Prendiamo gli ultimi 2 anni da pandemia. Bene, la globalizzazione lì, al di là delle teorie filosofiche, economiche che ciascuno di noi può abbracciare, ci ha dimostrato 2 cose. Prima è che la globalizzazione ha 2 facce. Una è certamente a vocazione nostra, noi siamo molto internazionalizzati. Li prendiamo tutte, dal turismo al manifatturiero, per passare alla cultura. Il mondo è innamorato dell'Italia. Quanto noi ne siamo consapevoli, diciamo che il giudizio è un po' più negativo per me. Io vorrei che fossimo molto più innamorati e consapevoli. E quindi dobbiamo continuare ad essere proiettati nel mondo. La seconda sono le trasformazioni tecnologiche spintissime che però senza questo, che è il cervello, che è l'attitudine, che è l'educazione, non funzionano. Mi ha detto una volta una cosa un professore che mi ha colpito. Qualsiasi cosa digitale o tecnologica ha un algoritmo, ma l'algoritmo non pone le domande, dà tante risposte, dà tutte le risposte, ma le domande vanno poste e vanno poste da noi. Ecco, la cosa pubblica per noi si è posta la domanda di dove andare, di come utilizzare al meglio queste risorse e quale tipo di strategia. Ma è l'ossatura di questa nostra volontà di mantenere la competitività qui, cercando di non dire sempre ma se ne vogliono andare che vadano. Abbiamo fatto una misura che abbiamo chiamato rientro dei cervelli, perché questa roba dei cervelli copriva le pagine dei giornali, dove abbiamo attivato 54 borse di studio per alte professionalità, quindi gente che era andata fuori nelle migliori università e poi era andata nelle migliori aziende, dicendo tornate. Io spero tornate per sempre, ma comunque tornate a restituirci qualche cosa, perché su di voi è stato fatto un investimento pubblico anche, oltre al vostro personale. Allora io credo molto che
le risorse umane facciano la differenza. Lo credo per la mia formazione culturale, cristiana, umanistica, ecco. Credo però che vadano proiettate in una dinamica di economia, gestione della casa, che è in questo caso il mio territorio, e devo fare di tutto perché continui a svilupparsi. E poi devo dare tutti gli strumenti di accompagnamento e di inserimento al lavoro, perché per noi la cultura del lavoro è l'architrave su cui poggiamo tutto il resto. Ecco, io spero di aver dato un contributo a queste nostre considerazioni, perché il dottor Romano mi aveva già scritto qualche messaggio su alcune richieste che sono state evidenziate qui, le accoglieremo, comprese quelle di rafforzare il tema dell'autoimprenditorialità, mettendo ancora di più insieme gli assessorati, i fondi, il territorio e le reti. Perché noi pensiamo sempre agli ultimi e non lasciamo indietro nessuno, ma siamo la locomotiva d'Italia e se non spingiamo la locomotiva e non prendiamo i migliori e li mettiamo a guidare questa locomotiva, rischiamo di far male a tutta Italia. Grazie Michaela per aver moderato questa giornata. Grazie Assessore, come sempre per la carica che dai a tutti e perché metti in fila le cose come stanno. E io devo ricordare a tutti che tutti i materiali, anche le interviste che non abbiamo visto, saranno disponibili da domani sul sito, quindi veramente riascoltatele o fate un passaggio di parola, nel vero senso della parola, scusate il gioco, perché è importante per altri che magari non hanno potuto partecipare, anche se siamo tantissimi, non ci si aspettava effettivamente tutta questa partecipazione, quindi vi ringrazio e buon lavoro a tutti assolutamente. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci.